Amici bellini, ci siamo. Sulla pausa si sente la musica, si sente. Ok, accalliamo perché deve essere un sottofondino. E se non sbaglio, la notifica è già andata anche sul canale Telegram. Proprio sto imparando delle cose nuove, tutto a posto. Accalammene a poco perché se no non ci capisco niente, magari la rimpinguiamo da questa parte. E ragazzi, allora vi saluterò tutti, volevo dirvi che questa live un po' recupera quello che non abbiamo potuto fare ieri, perché è mio dovere darvi spazio nel post partita, perché voi avete il diritto, gli amici bellini hanno il diritto di dire la propria a livello tattico, a livello mentale, fragili mentalmente, però era complicato perché la neve, il concerto e tutto, però oggi recuperiamo quello, ma il motivo reale di questa live riguarda l'ambiente, riguarda la situazione ADL, Gattuso, Sarri, Benitez. Bisogna analizzare un pochino tutti e voglio sentire anche voi cosa ne pensate. Più tardi avrò l'onore di avere 2 ospiti a sorpresa che ci onoreranno della loro presenza, quindi io posso anche respirare. E vediamo un pochino. Nel frattempo comincio a salutarvi tutti, vi vedo il sommo sacerdote, vedo Alfredo, vedo Mariano, vedo Matteo, vedo Fabio, vedo Walter, vedo Raffaele, vedo il dente avvelenato, vedo Diego Iannotti, vedo Angela, Riccardo Sarcià e felice martedì anche a Maurizio. Buonasera Metal, buonasera Carlo, buonasera Chris, buonasera FM. Ragazzi, io lo sapete, io cerco di rispondere sempre a tutti i commenti. Oggi però è una giornata un po' particolare a livello di tempesta di neve. Ho cercato di rispondere a tutti sul video di stamattina di approfondimento tattico su Napoli-Parma. Quindi se ho mancato qualcuno chiedo scusa e cerchiamo di recuperare adesso. Comunque, visto il sottofondo, io vi ricordo anche questo, che puoi ascoltare Fragili Mentalmente su Apple Music, Spotify, Amazon Music, eccetera. Attenzione al Tore Faranga, Bellino, io sono fermamente convinto che ADL sia la causa prima di tutto sto guaio, poco presente, poco moderatore, a seguire tifosi e giornalai. E prima di tutto ti ringrazio sempre per il tuo supporto, Sabato, e sono d'accordo con te. Alla fine quando le cose vanno bene uno non ci ragiona, però è evidente che la struttura societaria, la gestione in generale societaria, senza elementi mediani, insomma, senza quelle figure, ecco, che servono anche da raccordo tra l'allenatore e i giocatori, tra l'ambiente e la squadra, parlare bene con dei giornalisti, controllare le notizie che escono e filtrarle bene. Veramente. Poi ci sta pure un discorso che io credo che alcune notizie vengono volontariamente lasciate uscire. Ma c'è il capitano, fammi capire il capitano cosa dice. Levitan Artemius Blow. Buonasera amici bellini, buonasera Giorginio. Aspetta, hai scritto pure qualche altra cosa? Fragilmente già nella playlist, che te lo dico a fare? Fragili Fantasmi. Grazie amico mio, grazie mille, da te che sei un grande supporter di questa pagina e anche musicista, per me vale 2 volte. Quindi ti ringrazio tantissimo. Buonasera Diego, non sappiamo gestire le situazioni, mi sembra evidente. Buonasera Marco Stella. Gene Fummo, comunque il buon Lino l'anno scorso ha ricevuto la chiamata di ADL quando in panchina Napoli c'era ancora Ancelotti, di che si lamenta? E questa è una cosa che ho sottolineato
nel video di stamattina. È evidente, ragazzi, che se tu hai intenzione di esonerare, devi chiamare prima, perché non puoi esonerare e non avere già il sì dell'altro, del nuovo allenatore, è chiaro. Ora però c'è la gestione, nel senso, riesci a non farlo sapere, perché noi non sapevamo di Gattuso quando Ancelotti è stato fatto fuori. È stata abbastanza veloce la situazione, è chiaro che l'aveva già organizzato prima. Io non credo che Gattuso avrebbe fatto lo sfogo che ha fatto se non ci fossero state poi tutte le cose prima e dopo, nel senso gli attacchi dalla stampa, il fatto che il tweet è di facciata, mentre fa il tweet di facciata comunque contatti. E poi dobbiamo capire una cosa: se De Laurentiis aspettava le dimissioni o comunque aveva intenzione di esonerare, tu fai entrare il nuovo allenatore che a quanto pare ti ha detto di no, cioè sia Benitez che Sarri hanno detto no, non siamo pronti o non vogliamo venire. Tu comunque li facevi entrare, cioè se ti avessero detto sì, eri pronto ad esonerare anche dopo una vittoria? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. I congiuntivi, signora, i congiuntivi, ho detto bene, no, avrebbe, non se avrebbe, lui lo avrebbe, va bene, non fa niente, poi me lo rivedo. Falchetto, il falco della grammatica mi serve tantissimo. Il Napoli è stato troppo pompato ad inizio campionato, la rosa non è a livello di Inter e Juve, questo è il problema principale, se lo aspettano lassù col Milan il Napoli. Ed è il figo, secondo me hai ragione, e questo porta anche certi giornalisti che si sono fatti i debiti con la bocca a inizio campionato, Napoli da scudetto, la rosa eccetera eccetera, a portare poi a dare la colpa all'allenatore quando le loro previsioni non hanno funzionato. È proprio così. Buon martedì a Luca Leardi, secondo me sì. Francesco, buonasera Ciro. Ho letto, Mario, l'abbiamo appena detto, e dobbiamo capire se alcune notizie, ragazzi, escono e non sono neanche vere. Questa qua però noi la dobbiamo analizzare, ed ecco che mi aiuteranno anche gli ospiti, perché è una notizia forte, almeno quantomeno forte. Raga, non ce la possiamo prendere sempre con ADL, i soldi li spende, e per non vendere 2 anni fa Koulibaly, Allan e qualcuno ha perso parecchi bilioni. E vabbè, ma Dente, non stiamo parlando della gestione economica, stiamo parlando della gestione societaria. A livello economico io veramente ho difficoltà a prendermela con ADL, perché magari spende male, ma la storia del pappone che si conserva i soldi non regge più. Poi bisogna vedere se si possono spendere meglio i soldi, se si possono spendere per puntare a vincere, per puntare a rimanere lì, a combattere con le milanesi che sono tornate, questo sì. Buonasera all'ottimo Giuseppe Argento. Allora, che rosa ha l'Inter? Se manca Lukaku chi entra? Ma non è solo Lukaku, Maurizio, non è solo Lukaku. Lukaku, Lautaro è la coppia, poi è chiaro che loro cercavano un altro attaccante sicuramente, ecco perché cercavano anche Milik, cercavano Dzeko, però tutto il resto è di alto livello e sono ben coperti. Poi è chiaro, dobbiamo essere onesti e dire che se a loro mancavano Lautaro e Lukaku, probabilmente avrebbero avuto più difficoltà, come le abbiamo avute noi, a fare di necessità virtù con Pinamonti e Sanchez. È così. Glauco, non è mai bello parlare male degli assenti, ma lasciami dire che Chiarello e soprattutto Iannicelli sono estremamente presuntuosi e pregiudizievoli. Glauco, sono assenti, è chiaro, perché noi non possiamo avere un confronto, non siamo la piattaforma adatta per poterli chiamare e farli intervenire. Però leggono, io secondo me leggono un po' tutto e guardano. Quindi rimandiamo il messaggio, e non mi sento di darti torto, perché molto spesso le loro come si dice, le loro opinioni non sono trancianti sempre, ma partono da un assunto di superiorità, cioè io so che è così e non voglio sapere niente, e questo non è sempre giusto. Sarebbe meglio avere un dubbio. Buonasera Giancarlo, come vedi l'Atalanta? L'Atalanta, io qua c'ho per esempio anche il Tour de Force, dove l'Atalanta noi la incontriamo 3 volte, come vedete. La prima volta in Coppa Italia,
e lì ho una paura fottuta, perché possiamo ipotizzare che l'Atalanta stia pensando alla Coppa Italia come obiettivo principale in questo momento. Ecco perché steccano con la Lazio, che battono in Coppa Italia, ma la Lazio poi si prende la rivincita in campionato e si rimette lì insieme a Napoli e Roma per quel quarto posto. L'Atalanta non la devi mai dare per scontata, perché hanno dei giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Andy, vale che hai pensato del fatto dell'unico giocatore chiesto, cioè Bacca, quindi Gattuso si è dovuto adattare, per Osimhen forse voleva altro. Secondo me sì, Gattuso è chiaro, lui è stato chiaro, gli ha chiesto Bakayoko e gliel'ha preso, ed è grateful for that. Secondo me Osimhen era già seguito, e finisco di risponderti dopo aver ringraziato Giuseppe Argento. Pubblicità, problemi di coppia? A 300 like Valerio regalerà il DVD a Rizza con Demme e farà invidia anche a Koulibaly. Ma vedi che qua partono gli spottini di un certo livello. Grande Giuseppe Argento, grandissimo, che poi mi hai mandato anche l'album completo che potremo poi un giorno pubblicare su questi social, e ci divertiamo. Ci sono tanti titoli che andrebbero approfonditi e probabilmente meriterebbero una canzone a parte. Per ritornare ad Andy, è chiaro che la trattativa Osimhen parte da lontano, perché è un giocatore che volevano tutti in Europa, non lo prendi se non lo segui già da prima, da tanto tempo. Quindi non credo sia stata una specifica richiesta di Gattuso, però secondo me Gattuso lo ha osservato e lo ha accettato volentieri. Questa è la sensazione che ho. Buonasera Charles, vedi il 3-4-3 un possibile modulo da utilizzare in futuro o solo un'alternativa? Non so se possiamo partire col 3-4-3, perché ci sono degli automatismi diversi che vanno studiati e c'è poco tempo per studiarli, come avete visto dal Tour de Force. Però è chiaro che Gattuso lo sottolinea nell'intervista, nella conferenza stampa, quindi può essere che è una soluzione nei momenti di difficoltà, che poi guarda il calcio, sei nella difficoltà, e 3-4-3, che poi lui chiama 5-4-1, ma stiamo lì, con il 3-4-3 segni più dietro, con tutti i difensori, 5 difensori effettivi, segni e chiudi la partita. Alle volte metti 50 attaccanti, mezze ali che vanno, Elmas, Zielinski, Lozano, Petagna, Insigne, tutti che vanno, e resti bloccato solo 1-0. E il calcio è bello anche per questo, assolutamente. Fabrizio Zamprotta, ho visto nel 4-3 col Parma Demme che portava pressing con Zielinski ed Elmas dietro, con ogni tanto il Macedone che si alzava. Penso che se recuperassimo Bacca, Demme potrebbe fare la mezzala, senza dubbio. Fabrizio, io l'ho detto molto spesso che Bakayoko non può per caratteristiche fare la mezzala come intende la mezzala Gattuso, e mi fa piacere questo spunto tattico, perché io ho anche sottolineato nel video di stamattina che il Napoli si sta muovendo in fase difensiva molto diversamente dal solito, molto diversamente dall'anno scorso e diversamente dall'inizio campionato. Si faceva più il 4-2-3-1, quindi il 4-4-2, ma questo 4-3-3 è leggermente diverso, perché non sono le due mezze ali a far partire il primo pressing, ma sto vedendo le ali, Insigne e Lozano, aiutare Petagna nel primo pressing. Questo ti permette evidentemente di mantenere le mezze ali un po' più basse e di evitare l'imbucata centrale. Poi dipende anche dall'avversario, secondo me. Magari tu sai che il Parma non è eccezionale sulle fasce e quindi puoi permetterti di chiudere più centralmente. È molto interessante. Buonasera Francesco Langella. Buonasera Solid Snake. Penso che lo sfogo di Gattuso fosse più riferito alla gestione delle notizie da parte della società. Gattuso non è scemo, su via. Lo sa come funziona il calcio. Il punto è che la società deve tutelare. E sono d'accordo, perché lui, prima di arrivare allo sfogo su ADL, lo sfogo suo principale era sugli attacchi mediatici e su quello che poi non si è sentito probabilmente neanche protetto sotto questo punto di vista. È chiaro, mi sembra chiaro che poi dopo lui dice voglio parlare di calcio, ma Gattuso è così, Gattuso dice più di quello che gli chiedono.
lo voleva dire, si è sentito di dirlo, perché poi la domanda è arrivata pesante e lui dice: io non sono un ipocrita, non farò finta di dire tutto bene, la cosa degli altri allenatori contattati mi ha fatto rimanere male e quindi lo ha detto. Poi non so se è giusto o non giusto dirlo, questo lo lascio a voi, però Pepito Spezzeguti: da dove viene la mia esperienza tattica? Amico mio, sono solo un appassionato, non ho seguito corsi, ascolto giornalisti, faccio una cernita dei giornalisti che parlano di tattica, poi seguo youtuber che parlano di tattica, ascolto i mister che fanno dei commenti, e quando vanno in trasmissione io non ascolto i giornalisti, ascolto solo gli ex allenatori. Quindi mi appassiono talmente tanto che poi comincio a guardare le partite con occhio diverso e quindi faccio caso a certe cose. È un'intuizione. Ho giocato a calcio nelle giovanili all'epoca quando ero piccolo e quindi un pochino l'ho fatto, ma non ci capivo niente. Adesso, con un po' più di esperienza data dal campo, dal guardare molte partite, mi sono appassionato a questa cosa qua. Saluto Massimiliano Zuccaro o Zuccaro, io continuo a non ricordarmi come si dice. Per me ha ragione Chiariello e Iannicelli, i risultati non sono slegati dalle prestazioni e così come giochiamo non andiamo da nessuna parte. Dopo un anno quanto tempo va dato a Gattuso? Per me va dato un anno, però un anno completo, un anno dove hai cominciato dal precampionato e arrivi fino alla fine, questo come regola generale. I risultati non sono slegati dalle prestazioni, non sono d'accordissimo, perché c'è un esempio su tutti, quello dello Spezia in campionato. Lì la prestazione è stata decisamente superiore a quella degli avversari, prendi 2 gol e quindi il risultato non è frutto di come hai affrontato la partita, di come l'ha approcciata. In altre invece, al contrario, vinciamo con l'Empoli, non mi è piaciuta la prestazione, vinciamo con l'Udinese, non mi è piaciuta la prestazione, quindi analizzo le singole prestazioni e traggo le mie conclusioni a livello istintivo, perché poi non sono un match analyst, io lo guardo sempre da tifoso, ricordiamoci. Antonio Presbitero: sera vale la tua probabilmente formazione contro l'Atalanta? Non lo so, amico mio, abbiamo un pochino gli uomini contati, questa è la verità. Più in là con gli ospiti affronteremo questa cosa qua. Conte ha sbottato contro la sua squadra per molto meno, vorrei ricordare, questo è vero, non solo contro la sua squadra ma anche contro i giornalisti e l'ambiente e anche contro la stessa società. Gabriele Russo: ma perché Chiariello non la smette secondo te? Ma poi come si permette di dire sulla Pischeria non è capace? Quella è stata una brutta uscita, Chiariello ha pure chiesto scusa, si è reso conto e ha detto sono stato un cafone sotto quel punto di vista. Non la smette, ragazzi, perché loro vivono di questo pane e si crea anche un tram tram mediatico, no? Chiariello dice una cosa, poi la deve portare avanti. L'altra trasmissione lo riprende anche senza fare nomi, tanto tutti sanno tutto, e dicono ma come si permette quello? E quindi si vanno a vedere l'editoriale di Chiariello e si crea un giro vizioso, un circolo vizioso dove tutti tirano acqua al proprio mulino, qualcuno gli dà ragione, qualcuno no, ma alla fine si parla sempre di loro. Questo è il punto. Non vogliono il bene del Napoli, perché se uno vuole il bene del Napoli pesa le parole, non crea aspettative, eccetera eccetera. Fanno il loro mestiere, che è fatto anche di queste cose qua, per me. Davide Paolucci: Insigne 30 anni, Mertens 34, KK 30 anni, è ora di trovare i loro sostituti, senza dubbio, e vanno trovati anche in fretta. Vincenzo Notari Giacomo: Falco, vale per i limoni glaciali di ieri e Valerio Shining quelle con le stalattiti. Grazie Falchetto per il tuo supporto, grazie mille. Il supporto anche sotto la neve. Dopo devo chiamare un inviato, chiamiamo un inviato al volo. Quali giocatori mantenere se si pensa ad una rifondazione bella profonda? Almeno 5 nomi. Vai Vale, tira fuori i nomi. Caro Vincenzo, i nomi sono presto detto. 5 nomi: Lozano, Elmas, Meret. Rifondazione, comunque io parlo di Demme anche se non è un giocatore giovane, ma si deve puntare su un Demme.
puoi mantenere Zielinski, che ancora non ha fatto l'esplosione totale, quindi 5 nomi secondo me sono questi qua. Lo stesso Manolas credo che se rinunci a Koulibaly debba rimanere come nome importante della difesa, che si sta prendendo anche delle responsabilità in impostazione, io lo noto. Pino Stracandido, Chiariello e compagni non vogliono il bene del Napoli, amico Bellino come Demme mi hai fatto arrizzare. Pino, tra un pochino ti mando l'invito e ragazzi, quindi spoileriamo il primo ospite di questa live. L'abbiamo spoilerato, l'ho detto, che devo fare, l'ho detto. The Most Brain, la prima parte di stagione siamo arrivati sesti e di certo non è una posizione da Napoli, io continuerei a mantenere Gattuso fino a fine stagione, poi si tireranno le somme. Sono d'accordo sul finale della cosa. Sulla posizione da Napoli io mi rendo conto che arrivare sesti, quinti non ci soddisfa più, però dobbiamo anche, secondo me, confrontarci con la crescita che hanno fatto le altre squadre. Mentre noi siamo rimasti più o meno là, sono cresciute le due milanesi che ci stavano dietro per molti anni, l'Atalanta si è imposta come vera realtà, la Lazio e la Roma stanno facendo abbastanza bene, quindi è chiaro, dovevi fare un salto di qualità anche tu, non è stato fatto, o meglio è stato fatto, ma quello che hanno fatto le milanesi è più importante e quindi giustamente non è facile. Ma ragazzi, io credo che in questo momento mi dicono dalla regia, perché io sono in regia, abbassiamo la musica perché ci dovrebbe essere un inviato speciale. Ascoltate bene cosa dice. Non si sente, no, non si sente, non ci credo, non ci posso credere niente. Ma perché faccio sempre questi fatti? Io mi organizzo tutte le cose, non è possibile perché mi ero organizzato bene, mi ero organizzato benissimo questa volta e le altre cose si sentono. Mannaggia, sono sempre il solito. Quella la colpa è sua e la colpa è di Saverio Solito, che fa i video inviato che non funziona niente e la colpa è sua. La colpa è assolutamente sua. Monitor e output. Se fa così, che ce vo? Monitor e output. Se non fai così, come sa da fa? Stessa cosa qua, stessa cosa con le... Maronna amica. Che tristezza. Monitor e output. Amici Fellini, siamo nella tempesta di neve. Ricevo la linea, ma se non mi sbaglio, avete dimenticato di lasciare il like. È neve, ma è neve proprio pesante. E quasi si cade, si affonda. Se voi non lasciate il like, io praticamente affondo. Dai, un like per il quieto vivere, non dico altro. Ma sei seduto. Ma gli altri collegamenti avranno lo stesso problema, la stessa problematica. Quindi direi, ascoltate quello che ha detto in differita 2 volte, Saverio Solito è sempre lo stesso, e vediamo se arriviamo a questi 184 like. Forza, dai. E nel frattempo riesco a sistemare questa cosa qua, perché se io riesco a sistemare la prossima, sarebbe interessante, sarebbe importante, ma non ci riuscirò mai, perché non compare, essendo poi loro. Vabbè, non fa niente, non fa nulla, ci organizzeremo dopo e recuperiamo. Allora, ho sentito anche delle 10 partite che possono saltare Lukaku e Ibra. Oh, hai sentito? Sì, ho sentito, vedremo, pare che abbiano aperto un'inchiesta su tutta quella manfrina incredibile, non lo so, vedremo. Allora,
Nightbot, certo, Nightbot. Allora, Vale, leggi qua, clamoroso retroscena Napoli, il presidente De Laurentiis dopo la sconfitta contro l'Hellas ha contattato Maurizio Sarri che ha rifiutato di tornare sulla panchina dei partenopei. L'abbiamo detto Giancarlo, l'abbiamo detto, ovviamente è la notizia del giorno, rimbalzata da Pedullà e poi anche da altri che la stanno riprendendo. Avrebbe del clamoroso, nel senso che poi uno può far bene, può non far bene, eccetera, eccetera, ma si torna al discorso, ha contattato Sarri, ma aveva contattato anche Benitez, una delle due cose può essere vera o è l'altra falsa, o aveva contattato a tutte e due, e se ha detto no prima Benitez e poi dopo lui ha chiamato Sarri, allora, perché le due cose non sono logiche. A me mi sta pure bene, tu prendi una decisione e poi dopo la sviluppiamo, ma non sono logiche, perché Benitez è 4-2-3-1, Sarri è 4-3-3. Benitez ha fatto quello che ha fatto vincendo dei trofei, però se n'è andato che non mi ha lasciato un grande ricordo. Sarri non ha visto niente, però ci ha lasciato un grande ricordo con una squadra tutta legata e tutto l'ambiente a favore. È complicato, cioè abbiamo le idee chiare, questo mi chiedo io, abbiamo le idee chiare, poi tu contatti questi allenatori perché perdiamo con l'Hellas e magari non ti sono piaciute altre prestazioni, però non esoneri perché poi arrivano 2 risultati positivi in Coppa Italia e ieri con il Parma. Non lo so, mi sembra un pochino tutto confuso e approssimativo, poi boh. Valerio, come mai secondo te il Napoli non compra un terzino titolare da anni? Calcio mercato, solo uscite, e questo è un altro discorso che approfondiremo anche con gli ospiti, perché sono molto deluso dal fatto che gli altri comunque si sono mossi con qualche idea, con qualche prestito, con qualche acquisto, e il Napoli si è liberato di certi esuberi. Però poi adesso siamo in forte emergenza e ok, Llorente è il palo della luce, siamo d'accordo, però se Osimhen non è recuperato è perché anche ieri non può fare un minuto, e se Mertens sta fatto male e deve tornare in Belgio per le terapie, la cosa è grave, la cosa secondo me è gravissima. Poi Vale, ma sta difesa a 3 è una prova per l'Atalanta? Non lo so, Maria, secondo me è stata un'esigenza di cambiare qualcosa, perché stavamo cominciando a soffrire con il Parma, e quindi dai anche un segnale alla squadra, chiudiamoci un attimo, stiamo belli attenti, annusate il pericolo, questi sono anche segnali, perché poi sì, Gattuso urla, ma come avete visto da Siparietto con Politano, non sempre sentono subito, soprattutto quando Gattuso sta dall'altra parte, e quindi là c'è anche un segnale di tenere gli occhi aperti. Meno 55, arriviamo a 200, bravi, bravissimi, grazie Falco per l'aggiornamento. E vediamo un pochino qualche altro messaggio prima di invitare gli ospiti. Ragazzi, Gattuso va valutato esclusivamente per il lavoro svolto in questo campionato. Se la società valuta che non si può proseguire progetto di crescita col mister, a fine anno vanno presi provvedimenti. E al folla, io sono d'accordo con te, Però abbiamo bloccato Zaccagni per giugno, questo sì, Giuseppe, a meno di grandi, perché non c'è ufficialità, però almeno di grandi clamorosi dietro front, questo è stato l'acquisto per giugno, il che va bene, io apprezzo, perché pagato poco, bloccato, continua l'esperienza e poi arriva. Però io mi sto concentrando su febbraio, su questa stagione che comunque è complicata. Boh. Valerio, ma questa squadra è all'altezza delle altre contendenti per il 4º posto? Secondo me stiamo là, Francesco, stiamo là. L'Atalanta secondo me è la più forte sulla carta proprio a livello di attaccanti. Gli attaccanti dell'Atalanta fanno più gol dei nostri, quindi c'è da guardare quello. La Roma deve risolvere il problema Dzeko, stanno facendo di necessità virtù con Majoral. La Lazio comunque è immobile, quindi non è da sottovalutare. Dipende da chi scivola sulla buccia di banana. L'Atalanta è scivolata con la Lazio, la Roma non è scivolata col Verona, noi non siamo scivolati con il Parma, e partita dopo partita si vedrà. Lo cambi a giugno, e allora cos'è tutto questo casino?
Ma lo cambi a giugno, Ceomo, arriva anche perché è lui che adesso sta dimostrando di non star bene qui. Perché a De Laurentiis il contratto per Gattuso, se ascoltiamo i giornalisti, ce lo aveva pronto. Gattuso non lo ha firmato perché le clausole, alcune cose che non erano così, e a lui il contratto, lo dice sempre, non gli interessa. Dopodiché De Laurentiis, forse anche per questo tentennare, si fa prendere dai turchi, telefona a tutti, lo fa sapere a tutti perché poi le notizie escono, e Gattuso dice: io non mi dimetto perché la squadra mi segue, quindi io faccio il mio lavoro e vado avanti finché la squadra mi segue, io faccio il mio lavoro come da contratto. Dopodiché, se a giugno non ci vogliamo bene più, tu non mi vuoi, tu hai cercato altri, io non voglio continuare, si conclude il rapporto consensualmente. Gli attaccanti dell'Atalanta fanno più gol dei nostri, del nostro magari, gli altri due fino ad ora non si sono visti proprio, ed è giusto anche questo. Hashtag si vedrà. E questo è un po' l'hashtag di oggi, Falco, perché è complicato facciamo ridere se facciamo delle previsioni. Facciamo ridere. Pedulà ha confermato una chiamata tra ADL e Sarri, fosse Gattuso me ne andrei. Angelo, qui è sottile la cosa, capisco il fatto di non sentirsi, come si dice, non sentirsi tutelato, però il calcio è così e i presidenti devono, se hanno intenzione di esonerare, perché o se hanno paura delle dimissioni, sono due le cose, o tu hai paura delle dimissioni, perché Gattuso poteva tra una parola e l'altra dire io me ne vado io, oppure hai intenzione di esonerare, lì devi essere pronto perché ragazzi si gioca ogni 3 giorni. Adesso, anche se il Napoli perde 2 partite, diventa molto complicato, 2 partite consecutive, facciamo che corna facendo perdiamo con Atalanta e Genoa, è complicato far entrare un nuovo allenatore e fargli capire tutta la rosa, tutta la situazione, quando devi giocare ogni 3 giorni una dietro all'altra, diventa complicato. Ricordate l'ingresso di Gattuso a campionato in corso, ci ha messo del tempo per sistemare la situazione. Poi Gattuso entra, attenzione, Gattuso entra col mercato ancora aperto, quindi si fa comprare Demme, che è la chiave di tutto per sistemare il Napoli dell'anno scorso, che lo sistema con il 4-3-3. Adesso il nuovo allenatore non potrebbe comprare nessuno, ecco perché poi non fanno neanche mercato, perché non sai se confermerai Gattuso, credo proprio di no, o quale allenatore prenderai. È importante. Meglio Elmas o Fabian Ruiz nel 4-3-3? Io preferisco Elmas perché è più dinamico. Fabian però ha fatto anche cose buone l'anno scorso, se Fabian si sveltisce un po' si possono alternare tranquillamente. Ragazzi, io prendo l'invito, mentre voi mi lasciate i vari tutte le varie cose, prendo le varie cose sono i like, prendo l'invito e lo mando, quindi datemi un secondo e facciamo entrare il primo ospite della serata. Datemi un secondino, che non è quello il secondino della galera, non stiamo parlando di queste cose qui. L'invituccio viene mandato. Datemi un attimo, datemi un attimino, eccolo qua, l'invituccio mandato, e quindi lo aspettiamo, così, e va bene così. Nel frattempo che arriva, peschiamo qualche altro messaggio. Se con sto modulo ripigliamo pure Elmas con la squadra che abbiamo, possiamo giocarcela con tutti. L'unica cosa, avevo insultato malamente Meret dopo Verona perché non esce, avevo nominato pure la 104. Non lo so cosa intendi Matchbang. Alla fine ragazzi, Meret, Ospina, sì, uno è meglio dell'altro perché ha più esperienza, però sono anche momenti di gioco. In questo momento noi dobbiamo stare tranquilli e fare meno giudizi possibili. Poi le cose evidenti sono le cose evidenti. L'avevo intravisto, ma poi non l'ho visto più. Tornerà. Ma se non sai se rimane Gattuso o meno, che lo blocchi a fare Zaccagni per giugno? Poi ci sono anche dei giocatori che sono universali, che sono versatili, che vanno bene per tutti gli allenatori. Un Zaccagni, per esempio, secondo me può entrare
negli schemi di Gattuso, ma gioca bene anche con Juric, che sono due situazioni opposte. Ma lo vedo e lo faccio entrare senza indugio, l'ottimo Pino Stracandido. Ciao amico Bellino, un saluto a tutta la chat. Ciao, come stai? Bene, meno freddo rispetto alle tue parti, però è freschino pure qua. In questi 2 giorni è arrivato addirittura l'allarme governativo, ha detto non puoi prendere la macchina, non ti devi muovere, e allora noi facciamo le live. Certo, e ce n'è da dire, purtroppo. Io ti lascio una breve introduzione su quello che vuoi, parla un paio di minuti se hai qualche cosa specifico da introdurre o su quello che abbiamo parlato fino adesso, e poi prendiamo un po' di domande e ce le dividiamo. Ma senti, guarda, a me la cosa che più mi fa male, ma proprio male. Ti metto in completo. Boom. Ti dicevo, la cosa che davvero mi fa male da tifoso del Napoli è questa negatività che gira nell'aria, ma la senti proprio dovunque ti giri. Vai su Facebook, vai su Instagram, guardi le notizie. È davvero una situazione, io oserei dire quasi paradossale, perché se poi, ti giuro, io oggi ho detto, ma fammi andare a vedere la classifica del Napoli, perché magari mi sono addormentato, mi sono risvegliato a distanza in questa giornata di chissà quanto tempo. Ringraziamo Valerio Fluido. C'è il ritorno di Valerio Fluido nella neve. Ah sì? Io sto cercando di risolvere, ma sono un pessimo regista oggi. Scusami. No, ma figurati. Dicevo, mi sono risvegliato e il Napoli, fammi vedere la classifica, magari in zona retrocessione o il campionato ormai è morto del Napoli. Perché tu assisti a delle cose che sono veramente spaventose. Ma tu prima hai citato i Chiariello, i Pedullai, gli Annicelli, che per l'amor del cielo ognuno è libero di dire la sua, soprattutto persone che come loro sono in televisione per 30 anni e non rimani 30 anni in televisione a parlare di calcio se sei uno che non vale niente. Quindi qualcosa di autorevole ce l'hanno, per l'amor del cielo, nessuno lo mette in dubbio. Però caspita, anche dire nell'editoriale di ieri sera depongo le armi e mi godo questo febbraio, poi un minuto dopo la fine dell'editoriale, pum, subito la nuova stilettata a Gattuso su quello che è, su quello che doveva dire, su quello che non ha detto, su quello che fa, su quello che non fa. Ma ragazzi, in una stagione, quella cosa che a me fa un sacco di rabbia, te lo giuro, in una stagione in cui questa squadra, tra le migliaia di difficoltà che non ha solo il Napoli, perché ce le hanno tutte, in cui tu non hai neanche il vento a favore del pubblico, perché quello che fu San Paolo oggi, Diego Armando Maradona Stadio, trascinava nel bene e a volte anche nel male questa squadra, ma in una stagione come questa, che probabilmente avrebbe potuto trascinare nel bene questa squadra, venendo a mancare il fattore pubblico, non si rendono conto i giornalisti campani che sono loro a fare il vento, ma il vento contrario. E i giocatori lo sentono il vento contrario. Insigne l'altro giorno, quando parlava con i tifosi, diceva: io 3 giorni dopo il rigore sbagliato con la Juve non ho dormito. Cioè, ti fa anche capire che il ragazzo è attaccato a quello che fa, e segnare o sbagliare un rigore è una differenza di un secondo. Quanti hanno sbagliato rigore molto più pesante di quello che ha sbagliato Insigne con la Juve in Supercoppa, e si sono rialzati e hanno fatto delle carriere dominanti. Mi viene a pensare a Baggio, ha sbagliato rigore nella finale mondiale 94, poi ha fatto delle meraviglie nel corso della sua carriera, ma ce ne sono tanti altri di esempi come questo. E questa situazione è negativa, e parliamo di una squadra che, se non toppava Spezia e Sassuolo, che sono le partite che tutti quanti noi abbiamo ancora qua, eravamo a un punto potenziale dall'Inter, non in zona retrocessione. Assolutamente sì, e quello che dici sul pubblico è uno spunto molto interessante che Gattuso in qualche modo riprende nel suo sfogo, perché quando lui dice l'ambiente, il giornalista nello specifico, eccetera eccetera, magari io posso anche non leggere niente, però fa il richiamo
e dice questi qua sono quelli che smanettano i giocatori, quindi continuano a vedere, a leggere certe cose e sentono intorno a loro l'ambiente che comunque è spaccato, perché un giornalista, ragazzi, per quanto possa dire una cosa anche assurda, qualche seguace, Bastian Contrario, lo troverà sempre, Ma che certo. lo segue, e poi sono quelli più rumorosi, perché noi magari la cosa più, come si dice, più tranquilla, meno tranciante, non fa rumore. Quelli là che invece devi stracciare il tesserino e vanno appresso, fanno più rumore e girano anche per attaccarli. Quindi i giocatori purtroppo smanettano, in qualche modo si sentono coinvolti in questa confusione totale, e mi fa piacere che anche tu ricordi che non stiamo retrocedendo. Ma questa è una cosa che veramente, guarda, ti giuro, io ogni tanto ci penso. Oggi, per esempio, sotto un mio video, nella reaction di ieri con il Parma, uno mi ha scritto: io vorrei essere così positivo come lo sei stato tu, a continuare a credere in questa squadra. E, vale, ti giuro, la mia reaction è stata una reaction molto sobria, semplicemente perché ieri è stata una partita che a un certo punto volevo definire mediocre, ma poi, analizzandola bene, è stata, secondo me, la prestazione perfetta, inquadrata rispetto all'avversario che tu oggi avevi in campo. Avevi in campo una squadra che ti poteva pungere in contropiede, e allora tu che cosa hai fatto? Non l'hai attaccata alta per non correre rischi, e abbiamo corso un solo rischio, su uno svarione di Manolas e un grande recupero di Koulibaly. Le altre azioni che il Parma ha creato è stato uno scivolone di Demme, da cui è venuto fuori il gol che è stato annullato in fuorigioco, e nient'altro. E anche la mossa di passare a 3-4-3, quando l'ho vista, sono rimasto un po' spiazzato. Poi però ho pensato, caspita, devo vedere che Gattuso, prima di giocare la partita, comunque Atalanta-Lazio se l'è vista, perché la Lazio, giocando 3-4-3, è vero, con la posizione di Luis Alberto che è un po' ibrida, che fa da mediano, da mezzala a trequartista, può aver detto, caspita, però se vai a vedere Correa e Luis Alberto, che sono, facciamo il paragone mettendoli nel Napoli, i Lozano e gli Insigne, perché poi c'è la punta che chissà chi sarà, se Petagna, se Osimhen, che speriamo di prendere il prima possibile, quei due lì hanno corso poco. Ma tu ci pensi, prova a immaginare. Io adesso di tattica ne posso parlare, non sono un grande esperto, ma mi faccio due calcoli e penso, ma Lozano e Insigne che non si devono fare tutta la fascia perché sono coperti da una difesa a tre che immaginiamola con Maksimovic, Manolas e Koulibaly. Sugli esterni mettiamo Mario Rui e Di Lorenzo, con Demme e Bakayoko in mezzo. Ma che differenza possono fare Lozano e Insigne, che devono ripartire e che non hanno compiti difensivi come li avrebbero su un altro modulo? Secondo me Gattuso la domanda se l'è posta, ha visto Atalanta-Lazio, ha visto quanto correvano, soprattutto Correa, perché il povero Luis Alberto a un certo punto non ce la faceva più, ma rientrava da 10 giorni che aveva fatto l'appendicite, e potrebbe essere una carta, ma magari non solo per l'Atalanta, per il futuro. Ma di questa cosa qui non ne ha parlato nessuno, e quando lo hanno fatto, sempre tornando ai soloni di prima, lo hanno fatto dicendo il Napoli si è messo 5-4-1 perché Gattuso aveva paura. Magari era una mossa studiata, valutata, pensata. No, è stato l'ennesimo argomento dopo che si era detto depongo le armi per continuare ad attaccarlo, e io così non ci sto. Se volete fare un'analisi tattica, soprattutto voi che andate in televisione da 30 anni, fatela, e non trovate l'ennesimo cavillo per andare a punzecchiarlo ulteriormente, e così poi cominciate anche a dare fastidio, onestamente. Sta tutta, e qui è proprio il peccato vero è che, per esempio, anche Sky, no? Lasciamo perdere per un attimo l'ambiente napoletano e le televisioni private, anche loro avrebbero potuto fare un approfondimento un attimo, ma facci capire questo 3-4-3 perché è interessante, è più interessante per noi, ma forse solo per noi, Pino, forse non solo... l'ha chiesto nessuno, e questa è la cosa assurda. Digli, qual è stato il motivo? Avevi paura? O hai visto la partita delle 12 delle 15 tra Atalanta e Lazio? Ha accennato solo Gattuso di sua spontanea volontà per un secondo nella conferenza poi finale, ha detto siamo passati a 5, abbiamo avuto dei vantaggi, quindi lui sottolinea il fatto dei vantaggi, e quindi non è solamente di
coprirsi perché il Parma comunque stava pressando, ma anche l'opportunità, perché poi noi il secondo gol lo facciamo con quello schema là. Quindi paradossalmente ti sei anche liberato di un problema del, come dicevi giustamente tu, del ritorno delle ali che devono farsi tutta la fascia. Ci sta e mi piace tantissimo. Recuperiamo qualche messaggio e qualche domanda mentre arrivano complimenti da Cogazilla. Bel discorso Alessandro Puccio, vedi, perché è così, ragazzi, quando la qualità viene da YouTube e non viene dalle televisioni, un paio di domande ce le dovremmo fare un po' tutti. Ma perché Valerio, almeno io, tu, noi abbiamo a cuore il bene del Napoli. A me non me ne frega niente che Gattuso resti a vita sulla panchina, a me non mi interessa. L'unica cosa che mi interessa, ce l'ho qua, è questa qua. È la maglietta. Questa resta per sempre. Gattuso un giorno se ne andrà Insigne, se ne andrà Osimhen, se ne andranno tutti, se ne andrà anche De Laurentiis prima o poi, perché questo è il ciclo della vita. Ce ne andremo via anche noi un giorno, tutti andremo via, il mondo prima o poi dovrà fare a meno di tutti quanti noi, ma resterà quella maglietta, resterà Napoli, ed è la cosa che conta di più, punto. Sharknado è un gioco al massacro su Gattuso, i titoli ostili fanno fare click e commenti e loro ci squazzano, andate sui vari siti e vedete quanti articoli si becca Chiarello ultimamente. Esatto, è un po' il discorso che abbiamo fatto prima, nel bene o nel male purché se ne parli, diceva qualcuno all'epoca, e in questo periodo, visto che il purché se ne parli ti porta soldi, perché ti porta popolarità, ancora una volta viene portato all'estremo, sicuramente. Che belle queste considerazioni, questo andrebbe spiegato ai tifosucoli che dicono Insigne e Gattuso out. Giustamente. Io non me la sento di sparare ancora, su Gattuso non me la sento, ma davvero te lo dico, cioè piuttosto io sparo, visto che è stato uno degli argomenti, spariamo in maniera figurata, ovviamente ci mancherebbe altro, si è parlato di Sarri. E il tifoso che io non sono assolutamente per un rientro di Sarri in qualsiasi condizione, che sia oggi che sia a fine stagione, per tante ragioni, perché proprio è una delle cose che non sopporto, rivederlo sulla mia panchina dopo quello che ha fatto, che ha detto e che ha rinnegato addirittura, vestendo una maglia avversaria, per non dire nemica, e rinnegando tutto quello che disse quando era a Napoli, quindi facendoci credere che tutto quello che lui si era messo addosso l'elmetto e lo scudo, andiamo nel palazzo, era tutta finzione, era tutta scena per cercare di trascinare la squadra. Lui quelle cose non le pensava veramente. Io devo far tornare a vestire la tuta della mia squadra a quell'uomo lì, mai nella vita. Piuttosto i tanti emergenti, De Zerbi, Juric, che rimanga lo stesso Gattuso, ma mai più quel signore. Io almeno la penso così, io. Ognuno è libero di pensarla come vuole, perché poi quando dovessero annunciare Sarri, per me Sarri diventa allenatore del Napoli e la mia antipatia o il mio pensiero lo metto da parte, lo accantono, perché davanti va sempre la maglia, ma questo è il mio modo di essere. Senza dubbio. Vimaffe ti cucina, secondo te è stato un caso lasciare Osimhen in panchina contro il Parma o ha intenzione di metterlo titolare in Coppa Italia? Io non so come sta fisicamente, ragazzi, quel poco che abbiamo visto anche contro lo Spezia non mi sembra recuperato al 100%. La posizione di Mertens mi sembra più grave, ma quella di Osimhen non mi sembra. Secondo me possiamo vederlo magari in un secondo tempo o in una situazione di emergenza o in una situazione di come si dice, di estrema disperazione, credo. Sarebbe inutile rischiarlo. Valerio, ti devo fare i complimenti per la disamina dell'amico Bellino, interlocutore, a cui faccio 90 minuti di applausi. Ragazzi, trovate il link di Pino Stracandido in basso in descrizione. Vi siete accorti, non devo dirlo io, che merita sicuramente la vostra attenzione. Hai visto Ibra e Lukaku che rischiano 10 giornate? Che ne pensi? La questione razzismo, Cristian, è sempre molto delicata, perché tu puoi insultare a prescindere e poi se non vai nello specifico di insulti contro la pelle resta un insulto. Poi qualcuno si sguazza sempre per il solito discorso che fa più notizia,
Però sono cose che vanno approfondite, e lui lo chiama asino, lo chiama donkey. L'avesse chiamato monkey probabilmente su scimmia sarebbe stato forse più grave. Però comunque a me sembra chiaro che Ibra lì ha visto Lukaku che si stava mangiando Romagnoli, perché Lukaku rispetto a Romagnoli così. Ibra ha detto: adesso intervengo io che ho la stessa statura a livello anche di carisma e creiamo un po' di confusione. Ibra sapeva dei retroscena che avrebbero potuto colpire Lukaku nel profondo, avendo i trascorsi della Premier, e quindi si è buttato lì. Poi è stato punito dall'arbitro poi successivo con il secondo cartellino giallo, ma secondo me più grave, se vogliamo entrare nel discorso, più grave è la simulazione di Belotti. Non so che ne pensa Pino quando lui resta a terra col ghiaccio, mani in faccia. Ma no, è molto più grave mandare a quel paese l'arbitro a San Siro. Quello è molto più grave, quello lo sai che è espulsione diretta e senza se e senza ma. Inaccettabili. Sì, sono cose che solo i fragili mentalmente possono fare. E noi purtroppo lo siamo e quindi subiamo. Esattamente. Secondo me il problema resta la linea di comunicazione che il Napoli ormai adotta da anni. Non prendono mai posizioni preventive per schermare la squadra e staff tecnico dalle critiche dei media. Giuliano. Pino, ti faccio una domanda a tal proposito. Io a volte ho la sensazione, ma è un'idea mia, non so nemmeno se è vero o meno, che in questa epoca dei social certe notizie si lasciano trapelare volontariamente per sondare anche un pochino la reazione dell'ambiente. Perché io non posso pensare che tutti i telefoni siano controllati, che ci sono le cimici e tutti a un certo punto vengono a sapere cose, eccetera, eccetera. Perché poi alcune notizie non escono e arriva direttamente la notizia ufficiale. Che credi tu che tutto questo sia stato fatto anche un pochino apposta per capire, per smuovere l'ambiente? Che idea hai al riguardo? Intanto credo che il buon Aurelio debba prendere una strada, una via definitiva. Ma sono 16 anni che lui è alla guida del Napoli e io credo che lui abbia avuto il merito di portare il Napoli in una posizione che, se solo ci avessimo pensato nel 2005, noi avremmo detto: vabbè, non ci prendete in giro, non sarà possibile che noi nel 2020-2021 saremmo lì a lottare quasi ogni anno per arrivare in Champions League e magari anche per vincere qualcosa di importante. Non ci avremmo creduto. Quindi tanto di cappello per quello che è riuscito a fare. Si sarebbe potuto fare qualcosina in più in alcune occasioni, ma va bene. Adesso però è arrivato il momento che o cresci e quindi diventi europeo, internazionale, come hai sempre detto di voler essere, oppure devi fare un passo indietro. Perché il prossimo passo del Napoli non è vincere, è internazionalizzarsi con una struttura societaria solida. Basta con Lombardo, basta con tutti quelli che sono lì e che nulla rappresenta. Io ogni tanto, quando faccio i video, mi capita di nominare Chiavelli e dico questa frase, perdonatemi: chi cazzo è Chiavelli? Chi è? Cosa rappresenta? Perché io devo conoscere Chiavelli? Perché? L'uomo dei contratti. Ma chi se ne frega dell'uomo dei contratti? Metti un uomo che all'Inter hanno Oriali, no? Che può piacere, può non piacere, ma è un uomo che, la dico proprio perché mi viene così, quando c'è da entrare in campo, entra in campo, e l'arbitro ha anche quella sudditanza nel non cacciarlo nemmeno dal campo, perché è un uomo di carisma che riesce a legare squadra, giocatori e società in maniera perfetta. E nonostante tutto quello che Conte ha subito in questo anno e mezzo che è all'Inter, Conte è ancora lì e si sta giocando uno scudetto, perché un altro allenatore, se non fosse stato Conte, se non ci fosse stata una struttura solida, Conte avrebbe già preso e sarebbe andato a casa. Ma invece le società importanti, perché purtroppo e siamo partiti avanti, perché negli ultimi 10 anni noi abbiamo fatto risultati nettamente migliori rispetto a quello dell'Inter, in un'annata e mezza ci hanno preso e ci hanno ribaltato, perché hanno capito come si arriva a certi risultati. E attenzione, perché anche il Milan, che oggi è primo in classifica, ha una struttura societaria nettamente migliore della nostra. Hanno messo un simbolo come Maldini, che adesso si sta facendo odiare per le cose che ha detto su Lukaku,
Ma è questo il significato. Quando da noi c'è da parlare, noi dobbiamo aspettare il tweet di De Laurentiis o l'intervista a Kiss Kiss Napoli a De Maggio di De Laurentiis. È assurda questa cosa. Poi devi anche indovinarlo però la figura, perché lo stesso si poteva dire, per esempio, il Milan ha un Boban che però non funzionava in maniera positiva, quindi devi indovinarlo, perché qualcuno mi diceva chi è l'uomo di carisma che può fare l'oreale di una situazione. Bruscolotti, che non usava manca parlare. Paolo Cannavaro. E va benissimo, i nomi vanno fatti e si possono ipotizzare. Ma il problema, sai qual è, Valerio? È che se li ha inficiati tutti De Laurentiis, ha avuto rapporti pessimi con tutti, e quello è il problema. E che andrà a trovare un giocatore, forse l'unico è Hamsik, non lo so, perché anche lì col fatto che l'abbia venduto a febbraio in Cina, sai, un po', ma va trovato un uomo, chiunque sia, anche non proprio di storia azzurra recente, ma un uomo che sia in grado, perché la Roma ha preso questo Pinto, no? E adesso vedremo come lavorerà anche come team manager, come uomo di mercato, ma serve un uomo di polso che sia in grado di... Giuntoli, li avete mai visti interviste di Giuntoli? Sì, non le fare, non andare, non dice niente, anche ieri cos'è che ha detto? No, vabbè, la situazione è tranquilla, prima della partita la situazione è tranquilla, c'è un clima di serenità. Che è uscito dopo? Cioè, o tu non eri nello stesso spogliatoio di Gattuso, o non capisci la psicologia del tuo allenatore e nemmeno della tua società, oppure, che potrebbe essere quella che più calza, in questo momento non ti interessi neanche più, perché probabilmente sei uno di quelli che verrà tagliato il prima possibile, perché Giuntoli pare che sia uno dei primi che potrebbe andare via, e che non so quanto mi possa dispiacere, neanche più di tanto, però vedremo sicuramente. Ragazzi, mi dicono che c'è un nuovo intervento, ma dico questa cosa dell'intervento dell'inviato che ormai è tutto scamato, ma non fa niente, facciamolo intervenire perché altrimenti non ne usciamo più. Pino, arrivo subito, vediamo se si sente, io ci provo, vediamo un pochino. È un vero onore essere il vostro inviato in questa giornata che è perfetto, è ottimo. Ringraziamo Valerio Fluido e ascoltiamo i rumori. Thank you very much. Era proprio quello di cui avevamo bisogno. Vi consiglio di lasciare un like per le stalattiti e i bobbotti, quelli selvatici. Non so se vi state rendendo conto, non so se vi rendete conto. Rendiamoci conto. A te la linea. Situazioni disperate, mamma mia. Come si dice dalle nostre parti, manghegan. Sì, poi ci sarà un altro intervento, ma dovremo fare lo spoileraggio continuo. Nel frattempo, i Bobotti Polari, cerco di estendere l'invito anche a un altro ospite a sorpresa. Lo faccio al volo, ragazzi, abbiate la bontà e la compiacenza di aspettarmi un secondo, perché questa è la televisione verità, è la YouTube's verità, e quindi lancio in tempo reale l'invito per saperne anche di più da chi è nell'ambiente. Attenzione, eccolo qui, lancio. Da chi è nell'ambiente giornalistico, quindi noi da YouTuber possiamo dire le nostre opinioni, voi lasciate i vostri commenti e tutto, ma chi è nell'ambiente del giornalismo magari conosce anche più delle dinamiche diverse, certe cose, qualcuno che sta è più addentro, come si suol dire, e quindi possiamo chiedere delle cose più nello specifiche. Ho lanciato l'invito e lo aspettiamo. Savè, signora, i limoni. Sì, Angelo, ma veramente limoni, limonate, ghiaccio, la granita. Era la granita di limoni oggi, veramente complicata la situazione. Qua fuori sento il vento fuori la finestra, speriamo bene. Valerio, volevo dire all'amico Bellino che ADL mandò via Marino e dopo Sarri perché è uno a cui piace accentrare tutto nelle proprie mani. Con lui non vedremo mai figure di spessore nello staff.
ma magari Fabio Cannavaro, ci dicono, quella è un'altra figura. Ma capisci come sono, come dice anche l'amico, sono figure talmente imponenti che poi oscurerebbero la figura ADL, che si sa che lui vuole avere lui l'ultima parola su tutto, vuole essere, è accentratore, no? La famosa gestione familiare, questa è alla fine. Ex giocatori come Ferrara, Fabio Cannavaro non verranno mai a fare i dirigenti a Napoli. No. E chi li vuole? Sarebbe un clima surreale. No, sono gli unici due sbagliati. Fabio Cannavaro, secondo te è anche odiato? Ma magari non odiato, ma sicuramente non è ben visto. Questo è innegabile. Altrimenti penso che uno come De Laurentiis, adesso al di là del peccato, del cuore che ci va un po' in frantumi, no? Nel parlare di Diego Armando Maradona, quante volte si era parlato anche di Diego come un possibile uomo immagine nel mondo piuttosto che nella società, ma avercene, cioè anche il buon, per esempio, mi viene così che lui adesso pensa al mercato a proporre giovani in Brasile, il buon Careca, che magari non è quest'uomo che in Italia non c'è da 30 anni ormai, infatti anche qualcuno lo scrive, ma è uno di quegli uomini che ha una certa classe, anche un certo savoir-faire nell'esporsi con i media, con la gente, con il pubblico. La tifoseria lo idolatrerebbe qualora dovesse essere, quindi è uno di quegli uomini che io ci penserei, ma magari ce ne sfuggono tanti altri, o magari vuoi puntare anche a qualcuno, Salvatore Bagni, lo stesso Bagni, sono uomini che è un qualcosa di necessario. Nell'epoca in cui viviamo, tu hai giustamente detto la conduzione familiare, sono d'accordo, però la conduzione familiare, no? Facevo l'esempio, un signore al bar qualche giorno fa mi diceva questo esempio, diceva: i negozietti oggi fanno fatica perché sono le multinazionali che ormai comandano. Se tu vuoi continuare a fare il negozietto di quartiere, continua a fare il negozietto di quartiere che vende, continua a fare i suoi incassetti, è buona, ma se vuoi diventare davvero, vuoi fare il boom, devi fare il passo per fare il boom, altrimenti il boom non lo fai mai, e prima o poi arriveremo al discorso che ho cominciato a vedere oggi, che qualcuno ha tirato fuori qualche titolo e ha messo fuori questa parola inquietante che è ridimensionamento. Il famoso ridimensionamento di cui si parla anche quando fu chiamato Sarri, se ti ricordi, no? Ridimensionamento, è arrivato l'allenatore dell'Empoli, questo Napoli non vuole vincere, non vuole fare, e vuoi vedere che quello che viene intravisto come ridimensionamento invece è quello che ci serve, nel senso avere un allenatore di principi, un allenatore in quel caso era anche esperto proprio come uomo di campo perché ha fatto tutti i campi, un allenatore di principi che però sta in rampa di lancio perché vuole esplodere, non uno che ha già vinto tutto come Ancelotti, non uno che comunque è un nuovo perché Gattuso è comunque ancora inesperto eccetera eccetera, ma Sarri rappresentava quella cosa, quella via di mezzo, esperto di cose di calcio, di campo, ma in rampa di lancio perché finora aveva avuto poche occasioni da una squadra importante. Il ridimensionamento di allora, chiamato da tutti ridimensionamento, fu la nostra salvezza perché poi il progetto era chiaro, lui non chiedeva giocatori incredibili ma lavorava su quello che aveva e bene, e chissà, capito, che non sia passato questo nella testa di ADL senza però tenere a mente tutto quello che hai detto tu prima, che si era creato un ambiente perfetto, che i giocatori erano d'accordo eccetera eccetera. Sarri ha anche spompato questa squadra nella testa, perché poi tu dovevi fare le ripetizioni 50 volte, così si arriva a certe cose, come Gasperini all'Atalanta, così si arriva a certi standard. Però i giocatori sono pure esausti, alcuni che sono rimasti nei senatori, quindi bisognerebbe ricominciare da capo con la pazienza a Napoli. Ma poi sai qual è il problema anche, poi diciamo anche il messaggio, è che poi ti trovi, io non vorrei essere troppo punzecchiante nei confronti di Chiariello, però sono dati di fatto. Il signor Chiariello alla quarta giornata, quindi sì, il Napoli di Sarri pareggiò 0-0 con il Carpi. Sì. Il Napoli di Sarri nacque una settimana dopo con il 4-1 col Benfica, magari ve lo ricorderete, no? Da lì in poi 4-3-3 si rinunciò a Insigne trequartista, nacque l'epopea di Sarri. Ma fino a quel giorno, anzi il giorno prima, qualcuno che ho appena citato
era pronto a cominciare a dire esoneriamolo se non facciamo il risultato col Benfica. E così sarebbe per il prossimo allenatore, che magari farà fatica perché il progetto è ridimensionato, porti dentro dei giovani, perché uno Juric ti porta Zaccagni, l'ha voluto Juric. Se le prime 3 partite Zaccagni non toccano a biglia, i Chiarielli, gli Anicelli e chi per loro sono pronti lì, perché loro vivono anche sul risultato. Con Gattuso no, perché continuano a chiederne uno le dimissioni, l'altro l'esonero, nonostante, lo ribadisco perché io la classifica oggi l'ho guardata 50 volte per essere sicuro di dire la cosa giusta, siamo ancora lì, siamo immensamente lì, nonostante tutto. Quando poi crolleremo, allora analizzeremo il crollo, non ora. Giacomo ci dice: mi dispiace per la situazione, troppa negatività nell'ambiente, dovesse andare via Gattuso arriverebbe un altro scappato di casa che dopo 2 partite sbagliate, scappato di casa out. Ma certo, perché facciamolo questo nome. Gattuso domani perde 4-0 in casa con l'Atalanta, ma mamma mia, fammi toccato quello che c'è in giro, non so. Chi arriva? Ecco, l'abbiamo detto per fare un esempio. Chi prendono che 3 giorni dopo andiamo a giocare a Genova? Uno che sia in grado di ribaltare questa squadra, non so chi prendono. Allegri, Sarri ha detto di no, per fortuna. Allegri viene in una situazione del genere, dopo tutto quello che abbiamo detto sulla società. Spalletti è come prendere una bomba, mettercela dentro allo spogliatoio di Castelvolturno e aspettare il momento che esploda. Assolutamente sì, assolutamente. Fabio Calimero, guardate che Chiarello le vede le live degli youtubers, fece un editoriale prendendo di pari passo un commento di un utente, quindi potrebbe anche essere presente qua. Ma Fabio, io l'ho detto che il lurcare è reale, cioè the lurk is real, perché i giornalisti si stanno rendendo conto che c'è un altro modo di fare informazione, perché noi facciamo informazione e commento e facciamo anche analisi molto spesso che va oltre quello che vediamo in TV, e si devono confrontare. Noi con grande umiltà, noi non siamo nessuno, non abbiamo la loro esperienza eccetera eccetera, ma si devono confrontare coi tempi che avanzano, e noi facciamo anche in modo che gli utenti possano dire la propria senza attaccare. Pino, ma quando tu lo vedi mai, non mi ricordo come si chiama, però sono sempre loro che fanno invece la trasmissione breve e raccolgono le telefonate, li tagliano subito, non fanno finire nemmeno la frase. Vabbè, è chiarissimo il concetto, ciao, torniamo subito all'intervento di... dai, allora non le prendete proprio le telefonate se non lasciate parlare gli utenti, perché non danno il modo di esprimere il concetto. È chiarissimo, ciao, non ci interessa. Così non va bene, così la gente si sta scocciando e si rivolge poi dopo a chi invece gli dà un pochino più di informazione, ma quella là che non è dettata per forza dall'interesse, capito, del reclick. Faccio un applauso al messaggio perché l'ho appena letto, è una fotografia. Adesso lo leggo. Ho voluto bene a Sarri, ma qua sembra che ricordiamo solo il bel calcio e non l'episodio omaggio, gli 0 titoli, la rosa da 11 giocatori e basta, delle sconfitte anche con l'Empoli, Rino, se no guardiamo avanti, no dietro. E io mi accodo all'applauso, soprattutto nel guardare avanti, ragazzi, perché poi la minestra riscaldata, sì, può andare bene come può andare male, ma noi dovremmo già sapere le cose negative che già conosciamo. Le cose positive non siamo sicuri che si riproporranno, perché si era creato tutta quella magia così, ma le cose negative le sappiamo già. Vabbè, guarda, mi è venuto in mente una cosa, no? Perché è uno dei nomi che è uscito fuori, Benitez, ma Benitez non per la panchina, come direttore tecnico, come gestore dell'area tecnica, come uomo mercato, allora sì, perché le conoscenze, le capacità, l'occhio ce l'ha. Bisognerebbe capire se lui lo vuole può fare. essere interessato a una situazione del genere e avere a che fare con qualcuno con cui un po' anche si è scornato, perché con De Laurentiis non si sono lasciati benissimo. Se critichiamo il Napoli di Sarri siamo alla frutta. France, noi non stiamo criticando il Napoli assolutamente. Assolutamente, lungi da me. Io ho vissuto i 3 anni più belli della mia vita, perché quelli di Maradona ero troppo piccolo, quindi io ho vissuto gli anni più belli, ma pensare che quello che successe all'epoca, e vi do un altro spunto,
lottavamo solo con la Juventus, ogni tanto si affacciava la Roma, ma non c'erano le milanesi, quindi noi facevamo quello che dovevamo fare, 91 punti che quest'anno non basterebbe, cioè quest'anno si vincerà lo scudetto con molto meno. Ricordiamoci che è un altro momento del calcio dove le milanesi sono tornate e dove Sarri si è rivelato per quello che era, uno che pensava al suo tornaconto personale, non era il comandante della rivoluzione pacifica sarrista, non era quello, era il tornaconto personale, perché Maggio non deve giocare perché devo fare il record per me stesso, non mi interessa dare soddisfazione a nessuno. Insigne, se lo devo insultare in conferenza stampa lo insulto, deve stare zitto, se no lo mando a fanculo. Non ci dobbiamo dimenticare queste cose qua che lui fece perché doveva portare avanti quella sua cosa. Poi va alla Juve, Ronaldo non si tocca, Ronaldo non va così, diventa il personaggio. No, le maglie a strisce, io mi riferivo al Milan, ero dall'Empoli. No ragazzi, no, ricordiamoci tutto, per favore. Quel calcio lì non si discute, ho seri dubbi che si possa riproporre senza quella magia lì, senza anche la spinta del pubblico che diceva bene anche Pino. E ricordiamoci tutto, cerchiamo di ricordarci tutto. Facciamo venire Marcello Lippi, scaviamo proprio nelle tombe di Tutankhamon. Gattuso doveva essere solo un traghettatore, ecco perché Ramani, ecco perché Zaccagni. Magari Juric è stato solo rinviato di un anno? Maria, nel senso solo traghettatore, ma doveva essere nella tua idea, non so se in quella di De Laurentiis, non lo so, chiedo anche a Pino. Ma cioè, onestamente, Ramani era, al di là di Juric, era un po' come Kumbulla, i due nomi emergenti di un Verona l'anno scorso meraviglioso, e sono due giocatori che sono costati a Roma e a Napoli tanti soldi. Poi bisogna scontrarsi con la realtà, cioè ragazzi, facciamo un passo indietro all'anno scorso, ma Lozano dell'anno scorso e Lozano di quest'anno cosa sono? Cioè, a volte quando sei giovane si fa fatica a passare dalla serenità che tu puoi avere di lottare senza problemi per una metà classifica o per una zona di retrocessione, ad essere costretto ad essere sempre sul pezzo, perché arrivi in una squadra che non è che il Napoli abbia questa storia vincente, è inutile che ce lo neghiamo, ma devi comunque rimanere a un certo livello, ed ogni partita sei su un filo sottile che ti fa diventare il gran campione o il brocco di turno, e accettare questo mentalmente, siamo fragili mentalmente, probabilmente Ramani lo è un filo sottile, perché Ramani gioca la prima partita da titolare e fa quella schifezza a Udine ed è rimasto poi in bambola per tutta la partita. Quindi probabilmente anche Gattuso qualcosina bisogna dirgliela, perché la gestione delle riserve, la gestione dei portieri, dobbiamo capire chi è il titolare, perché questa storia Ospina la regge perché magari è meno fragile mentalmente di Meret. Quindi anche lì il buon Gattuso qualcosina da correggere ce l'ha, perché non è che è al di sopra di tutte le colpe. Questa è la bellezza nostra, Pino, che noi non dobbiamo rimanere attaccati a una tematica, a una diciamo no, a una linea editoriale, diciamo abbiamo deciso che Gattuso deve andare bene per forza. No, noi analizziamo partita dopo partita la gestione, le cose, e le cose che non ci vanno bene le diciamo tranquillamente, la libertà, no? L'essere liberi di poter dire senza dei contropensieri, eccetera eccetera. Nel frattempo ringrazio Alessio Marigliano per la donazione. Sarri out a vita, quindi il suo intervento è chiarissimo, e prendiamo qualche altro messaggio. Ragazzi, io vi ringrazio tutti. Mi lasciate un like per Pino, che è dialettica, contenuti, è un personaggio positivo, ecco, mi piace definirlo così, personaggio positivo, che in questo momento è quello che di cui il Napoli ha bisogno. Quindi lasciate un like per Pino, non per me, per Pino. Tore Falanga, mi riferisco al tizio ospite, io sto dicendo persone, tizio ospite sta facendo chiaramente un'apologia di Gattuso immotivata e immeritata. Se Gattuso mi smentisce sono il primo ad inchinarmi, sono tifoso del Napoli.
fammi rispondere. No, però fammi dire. No, scusami, Valerio. Non mi piace. Vabbè, ma ci sta, non è un insulto, ci mancherebbe altro. Però ti invito a riguardarti magari appena quando finiremo, quando avrai tempo la live, e trovami un elogio che io ho fatto a Gattuso. Non ce n'è uno. Io ho semplicemente detto, ho fatto parlare, come fanno anche quelli bravi, i numeri. Ok? E i numeri non sono da esonero, perché se voi mi parlate di un Gattuso che va esonerato per i numeri, quindi non per l'atteggiamento, le critiche, quello lasciamole stare, io guardo i numeri, a me interessa il campo, a me le chiacchiere non mi interessano. I numeri non parlano di un allenatore da esonerare, perché altrimenti dovremmo esonerare Simone Inzaghi dalla Lazio, lo dobbiamo esonerare. La Lazio ha 37 punti, è vero che è in risalita, per l'amor del cielo, ma allora esoneriamolo. C'ha 37, noi abbiamo anche una partita in meno, pensa a te. Potremmo essere a pari punti con la Roma e quindi con dietro la Juve. Pirlo out, anche se lì Pirlo out se ne sentite. Certo. Quindi i numeri oggi, che è il 1 febbraio, quasi il 2, no? Presto, parlano ancora di una squadra che è in lotta per tutto, per tutti gli obiettivi che aveva inizio stagione. Abbiamo perso una Supercoppa e ce la ricordiamo come l'abbiamo persa. E se Insigne butta dentro quel rigore, magari la perdiamo lo stesso, ma magari no. Quindi, dal punto di vista tecnico, vogliamo dire Gattuso, perché molti, sai qual è anche il problema? Molti dicono Gattuso si sta nascondendo dietro agli alibi, perché ogni 2x3 dice quella frase meravigliosa, no? Proviamo a far giocare l'Inter e Conte senza Lukaku e Lautaro Martinez. Ma sai che io lo vorrei vedere a Conte senza Lukaku e Lautaro Martinez per 10 partite? Se fa gli stessi numeri, allora tanto di cappello, bravo, avete una squadra meravigliosa, complimenti. Ma qui giochiamo continuamente senza i due attaccanti principe. Un mese siamo rimasti praticamente senza attacco. Non sapevamo cosa fare. L'unica squadra che ha fatto meglio di necessità virtù con le assenze è stato il Milan, perché anche quando è venuto a mancare Ibra, ma Ibra poi rimaneva in panchina, quindi la sua figura anche di leadership rimaneva intatta e hanno fatto bene anche facendo a meno di Ibra. Ma poi abbiamo visto che Conte i passi falsi che fa li ha quando è costretto a mettere Kolarov, difensore centrale, a 3, quando deve azzardare quelle cose, perché anche lui è cocciuto e quindi azzarda certe cose. Quando hanno delle defezioni, tutte le squadre hanno dimostrato di fare i passi falsi e di avere delle difficoltà. Ragazzi, dobbiamo guardare il calcio a 360 gradi guardando anche le altre realtà, perché lì io per questo ogni tanto invito ospiti anche che tifano altre squadre, perché ci rendiamo conto che loro ci guardano e dicono però il Napoli, cioè, è una bella squadra, cioè Gattuso sta facendo bene, e noi invece Gattuso out, malissimo, eccetera eccetera. Tutte le altre stanno avendo delle difficoltà e noi invece diciamo no, loro stanno bene. Quindi Manchester United che perde contro non mi ricordo nemmeno il nome, lo Sheffield era, non mi ricordo. Sì, una cosa del genere. Se andate a vedere quel secondo gol è da esonerare Solskjaer, è da cacciare il difensore più pagato al mondo, perché stavano fermi, li volevano proprio far segnare, perdono 2-1 e si stanno giocando la Premier League. Quindi un pochino tutte le squadre vanno analizzate, perché altrimenti noi pensiamo che solo noi dobbiamo asfaltare tutti gli avversari, vincerle tutte, e andiamo veramente in difficoltà. Allora, Pino, che ne pensi di Giuntoli? A me non piace proprio, secondo me deve andare via. Pino, io ti lascio per 2 secondi per rispondere a questa cosa qua. Giuro che non smanetto, non metto cose così, vado a fare la pipì. Signora, la pipì, voi lasciate un like, altrimenti la faccio più lentamente. Vai. Allora, guarda, io ti dico di qua, sei tu. Di Giuntoli mi viene un po' da ridere di Giuntoli, perché probabilmente tante cose le ha sbagliate. Io lo accuso di una sola cosa. Io penso che io e voi, magari scrivetelo nei commenti se siete d'accordo o meno su quello che sto per dire, ci siamo tutti accorti che questa squadra sono 2 anni, forse 3, che gioca senza esterni difensivi, o comunque gioca con degli esterni difensivi da brividi, ma da brividi. Noi adesso ci siamo liberati di Malqui. Il parco terzini del Napoli oggi
annovera Di Lorenzo e Isai sulla destra, con Isai che a volte all'occorrenza può essere messo a sinistra, Mario Rui e Gulam dall'altra. Io davvero non capisco. Abbiamo citato spesso il nome di uno a caso, Emerson Palmieri, no? Emerson Palmieri è uno di quei giocatori che è in ottica nazionale, c'è l'Europeo a fine anno, ha bisogno di giocare. Quale occasione migliore? Vai al Chelsea, dove hai anche un buon rapporto, visto l'operazione Giorgini, visto l'operazione Bakayoko, il discorso Sarri con il fatto che si liberò all'epoca fai una proposta e ti porti l'Emerson Palmieri a Napoli per fare questi 6 mesi. In prestito secco, poi dopo vedremo. Ma è un giocatore che deve conquistarsi la nazionale, che è voglioso, che è fresco, che è quella ventata di positività ed entusiasmo che oggi serviva a costo zero. Mi bastava anche il prestito. Perché noi, prima dicevamo guardiamo in casa degli altri a volte. Guardiamo in casa degli altri. Allora, Hakimi, Darmian, poi chi è che c'hanno questi qui? Vabbè, a volte giocano con Perisic, Young. I 4 che abbiamo noi non fanno Hakimi. Il Milan ha Calabria, tanto vituperato, che ha avuto una crescita esponenziale clamorosa. Teo Hernandez, che è un cavallo su quella fascia, se ve lo ricordate, al San Paolo ha preso Di Lorenzo per le orecchie, per tutta la partita. La Juve, Alexandro e Quadrado, che avete visto Quadrado quanto è stato determinante rientrando da 2 settimane di stop. Addirittura la Roma con Spinazzola e Karsdorp è meglio di noi. E non cito la Lazio, che ha uno dei giocatori che a me piace di più in assoluto, che è Lazzari. Giuntoli non è stato in grado di capire, non so quanto volutamente, che questa squadra andava rigenerata sugli esterni difensivi. Noi oggi non abbiamo esterni difensivi. E quando prima parlavamo del 3-4-3, ma vuoi vedere che magari anche lo stesso Rino ha detto oh, questi non prendono nessuno, fammi trovare una soluzione alternativa per coprire di più, perché l'80% dei gol che il Napoli ha preso, signore e signori, andateveli a rivedere tutti, arrivano per delle fesserie che fa Di Lorenzo, che in teoria dovrebbe essere il migliore dei 4. Senza dubbio, se lo prendi. E quindi un problema grosso ce l'abbiamo. Senza dubbio. Fammi ringraziare l'ottimo Mucedil, Nico. Vale, siamo arrivati a 5.700, come avevi già detto l'algoritmo avrebbe fatto la sua parte, ma questo è grazie alla qualità. I tifosi del Napoli si stanno rendendo conto che questa è qualità. Grazie amico mio, grazie tantissimo per averlo sottolineato. Credo che i 5 e 7 li abbiamo sfondati oggi e sono contento perché come devo dirvi, cioè a me piace fare l'opinione e facevo le reaction anche quando YouTube non esisteva ancora, cioè mi registravo da solo, facevo la radio con le cassette, ma quando c'è l'interazione con una community così di qualità, perché la qualità chiama qualità, io non spacco i piatti a terra e il commento che deve essere si non scemo, oppure mi fate ridere. Cioè, lì niente. Se invece io vi do un input che è così e vi porto certi ospiti che sono di ottimo livello, voi di conseguenza, quelli che ci sono gente che vuole fare approfondimento, quindi adoro tantissimo. Grazie Polli, grazie a tutti. Ragazzi, lasciamo un like per la pipì fatta, prima di tutto, e per il nuovo intervento che mi dicono dalla regia non funzionerà bene, non sarà bello liscio, però adesso lo devo far partire, poi devo attivare direttamente il volume. Siate pazienti, Pino, dammi un secondo che facciamo questa cosa qua al volo, perché sennò che ci fatta a fare? Che so io da farmi a neve se poi non riesco a fare questa cosa che volevo fare? Vediamo se ci riesco. Quindi devo farlo partire, poi dopo devo bloccarlo al volo. Non sarà facile, però ci posso provare. Faccio così, però lo fermo. Attenzione, l'ho fermato. Adesso che l'ho fermato posso andare nelle proprietà e posso sbloccare l'audio. Vedi che io poi certe cose ci arrivo e posso farlo partire adesso. Credo. Andiamo a vedere. Amici Bellini, la situazione è quella che è. Gente che cade nella neve, gente che si trova bloccata nelle loro abitazioni, non si può prendere la macchina. È Ghost Town ed è in questi momenti che voi dovreste andare a prendere
il cappellino di Caffè Napoli 1926, la mascherina di Caffè Napoli 1926, degli store di Caffè Napoli 1926, perché ragazzi, non lo so, ogni video potrebbe essere l'ultimo, non si può mai sapere, quindi approfittatene mentalmente, perché siamo fragili mentalmente. Vacca a fare un po'. A te la linea. Marchette senza precedenti, è riuscito. Vi ringrazio per la comprensione. E Ghost Town, assolutamente sì, assolutamente Ghost Town. Nunca resa, giustamente Angela si preoccupa. Poi dovete sapere che ovviamente gli occhiali sono bucati, non c'è la lente, quindi io non erano nemmeno protettivi, io così in mezzo alla tempesta di neve, comunque veramente male proprio, a parte le immagini si sente pure dalla mia voce che facevano sfaccette free. Sì, ma ragazzi qua bisogna veramente stare attenti. Prendiamo qualche altro messaggio in attesa dell'altro ospite a cui ho mandato il link, ma mi deve ancora far sapere, ma comunque siamo già in ottima compagnia. Ancora con sto Giuntoli, ma secondo voi veramente pensate che il mercato lo fa lui o Gattuso lo fa ADL che vuole solo giocatori per fare plusvalenze? Questo è pure un altro tema. Probabilmente lontano dalla verità non ci va, perché infatti altrimenti sennò prendeva un uomo di polso, no? Un uomo che gestisca tutto. Ma torniamo sempre al discorso di prima, dell'internalizzazione del club. Deve passare da lì. De Laurentiis o lo capisce o prima o poi avverrà davvero quel ridimensionamento di cui qualcuno ha parlato, perché è un dato di fatto: o cresci o se non riesci a crescere scendi, perché sono gli altri che crescono e di conseguenza scendi. Rispetto a Sarri. E Aitan 3 dice: complimenti per Guccini come ospite, non credevo fosse tifoso del Napoli. Quindi ti hanno dato una somiglianza anche importante. Gigli Story, in allenamento provata difesa 3 con Di Lorenzo, possibile variante? Attenzione, ma ti dirò, perché è un tema da affrontare e come abbiamo detto prima, nessuno lo ha fatto, perché oggi fa più notizia parlare di tutto quello che sta succedendo intorno a Gattuso contro De Laurentiis chiama Sarri rifiuta, no, allora prende quell'altro. Fa comodo, certo. Ma quegli ultimi 25 minuti, caspita, potrebbero essere significativi, potrebbe essere una svolta epocale. Ma ragazzi, io davvero, io ci sto pensando, sono 2 giorni, da che ho visto la partita, da ieri sera, che continuo a riflettere su quella cosa. E nella mia reaction, io quando l'ho detta, in un momento di nulla, si stava battendo un calcio d'angolo, e mi sono incazzato perché noi battiamo il calcio d'angolo, fatemelo passare, di merda, e abbiamo gente di 2 metri, non riusciamo a battere il calcio d'angolo come si deve. Mai pericolo. Sarri aveva 500 schemi, no? Ve lo ricordate? Un mister 17 schemi sul calcio d'angolo e nemmeno lì riuscivamo a fare grandissimi gol. Qualcuno è arrivato, quello più importante a Torino, ma poi granché non è che se ne è visto. Ma io davvero ci penso. Provate a immaginare per 90 minuti Insigne e Lozano, poi magari arriverà anche Politano e poi tornerà anche Mertens e poi ci sarà anche Osimhen, abbastanza freschi di agire come delle saette dal centrocampo degli avversari in su e non dover essere costretti a farsi tutta la fascia per 90 minuti per andare a rincorrere gli avversari. Cioè, noi abbiamo dei Marcantoni di dietro, perché non mettiamo Maximovic perché c'è la storia del parametro zero che può firmare, allora gioca svogliato, mettiamo Ramani in una difesa a 3 con Manolas e Koulibaly, davvero con l'interdizione che possono dare Demme e Bakayoko. Si può poi provare Zelinski, è vero, bisognerà rinunciare a un po' di fantasia, ma bisogna trovare la quadra per cercare di mettere, cioè qui si gioca ogni 3 giorni. La cosa che non stiamo capendo è che il Napoli, guarda, io c'ho qua, non si vede, ma è il fogliettino delle partite di febbraio, cioè solo a leggerlo fa venire i brividi. Atalanta il 3, Genoa il 6, il 10 ancora l'Atalanta. Ti interrompo. Sì, prego, scusami.
perché volevo ringraziare anche i mod che mi hanno avvertito, dovevo dire questa cosa, che sul canale Telegram che trovate in basso in descrizione, lì potete unirvi al canale Telegram, qualcuno l'aveva chiesto, e da lì non vi perdete nessuna notifica, perché lo sapete che YouTube ogni tanto le zompa. Io poi se vado ospite da qualche parte è complicato per me farvelo sapere, quindi con il canale Telegram rimanete sempre aggiornati sulle cose così. E nel rispondere a Domenico che dice sono gli ultimi 25 minuti contro una squadra imbarazzante che probabilmente retrocederà, non è assolutamente un banco di prova adatto per giudicare un modulo del genere, io aggiungo: capisco gli ultimi 25 minuti, quindi è un esperimento che adesso va studiato e provato per bene. Lì fai delle necessità virtù. Ma primo, la squadra imbarazzante, dimentichiamoci ragazzi, perché la squadra imbarazzante, il Crotone blocca la Juventus, tutte le partite sono diverse, quindi io sul valore degli avversari non faccio testo, perché il Napoli con l'Empoli ha rischiato tantissimo, abbiamo preso 2 gol dall'Empoli e ne potevano fare altri. Quindi e l'Empoli è più imbarazzante rispetto al Parma, lo Spezia B è più imbarazzante rispetto al Parma di D'Aversa? Sì, perché sono le riserve delle riserve dello Spezia. Quindi non facciamo il conto degli avversari, ma facciamo il conto solo su di noi, che siamo in grado di farci del male da solo. Quello che dice Pino è interessante. Aggiungo solamente una riflessione. Tu dicevi, perdi un pochino della fantasia di Zielinski, da qualche parte la coperta è corta, devi giustamente fare così. L'unico mio dubbio è che non siamo forti abbastanza sugli esterni, perché sul 3-4-3 devi avere 2 e devono essere per forza terzini, perché se poi ci metti Lozano e Insigne torniamo al problema di prima, devono essere per forza terzini in grado di fare i quinti, tra virgolette, che devono essere forti. Se noi ci gestiamo, se avessimo il miglior Gulam, vai, quello è il modulo, lo fai fare a Gulam, Di Lorenzo lo può far bene. Con Yusai e Mario Rui vado in seria difficoltà a pensare che dobbiamo gestire il gioco sulle fasce, perché poi è un gioco, il 3-4-3, che a quel punto allarghi molto di più e vai meno verso l'interno. Però può servire, se riesci a studiarlo un pochino, quando devi far rifiatare Zielinski e non hai un'alternativa all'altezza di Zielinski, puoi anche cambiare modo, ti puoi anche adattare anche alla situazione, all'avversario, allo stato di forma dell'avversario. Quindi è da valutare. Se ci fosse più tempo sarebbe ancora meglio, ma non è facile. Ma anche l'occupazione del campo che fanno gli avversari. Per esempio l'Atalanta è una squadra che si aprirà tantissimo, lo fa. Quando l'altro giorno, ieri, ha trovato una squadra che come lei si apriva a cercare di difenderla e ripartiva forte, perché la Lazio è ripartita forte 6-7 volte nel primo tempo ed è stato generoso andare soltanto con l'1-0 all'intervallo, perché la Lazio le occasioni per raddoppiare le ha avute. Probabilmente noi questo dobbiamo sfruttare oggi, che abbiamo un Lozano che è un'ira di Dio e sarà uno dei giocatori cardine nella partita di dopodomani. Faccio rispondere a Domenico, ci mancherebbe, la mia visione era in ottica squadre più forti tipo Atalanta, tipo Juve, il riferimento ad un modulo nella sua interezza era volto a vederlo contro queste squadre, e qui sono con te al 100%, come si diceva, anche perché se fai questo, se ti metti a specchio contro l'Atalanta, e lì devi giocare sui duelli, e se Gosens sta più in forma di Lorenzo, hai perso un duello. Se dall'altra parte Atebor sovrasterà Mario Rui perché ha più corse e ha più fisicità, se perdi un duello lì diventa complicato. Allora lì devi giocare di squadra e di reparto e non puoi puntare sulle individualità. Per questo il 3-4-3 o comunque la difesa a 3 di Juric, di Gasperini funziona, perché hanno una fisicità importante e quindi sui duelli molto spesso hanno la meglio. Quindi molto molto interessante tutto questo, ragazzi. Come vi voglio bene quando andiamo nello specifico e parliamo di tattica, che meraviglia. La Gilda dei Bannati: ciao Valerio, pensi sia vera la notizia su ADL che avrebbe chiamato Maurizio? Amico mio, io di Pedulà non parlo a caso di solito, quando dice una cosa qualcosa di vero c'è, però dobbiamo considerare anche vera la notizia di Benitez. Abbiamo ipotizzato che qualche notizia esce fuori di proposito, perché così si valuta anche l'umore della piazza. Vero o non vero, a me sembra un atteggiamento schizofrenico, perché se chiami Benitez e chiami Sarri non hai le idee chiare. Questa è la mia opinione.
Vale, chiede al tuo ospite di Insigne, per me irritante e presuntuoso, o gli si fa capire che deve giocare per la squadra o tribuna. Insigne, come Valerio ci insegna, è fragile mentalmente, ma storicamente. Quindi non riesco ad appesare, perché poi quando sta bene di testa, lo vedi. Cioè, è proprio la fisionomica dell'uomo in campo, la vedi. Cioè, oggi lui gioca anche in allenamento, nel pre-partita, quando lui fa, ieri soprattutto nel pre-Napoli-Parma, sorrisi, tranquillità, serenità, ma trapelava un velo di tristezza che glielo vedi, ed è uno di quelli a cui il pubblico probabilmente oggi non manca più di tanto, perché lo sai com'è il pubblico di Napoli, no? Basta che Sì. Insigne sbaglia la palla, basta. E in questa situazione dovrebbe essere forte abbastanza da riprendersi. Poi c'è sta maledizione del 100° gol, che poi non ne fai uno, sbagli il rigore, quella il palo. Quello secondo me sta succedendo molto seriamente. Io ti dico una cosa, io non faccio mai previsioni. Secondo me, quando segna il 100°, segna anche il 101° nella stessa partita. E ti dico quando succede? 13 febbraio, ore 18, stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Juventus. Mo metto il tour de force, perché giustamente mi richiamo al tuo foglietto che avevi fatto. Io l'avevo preparato in virtuale, così affrontiamo anche quello che sarà questo febbraio tremendo. Atalanta, Genoa, Atalanta poi da casa loro, Juventus, Granada, Atalanta in casa loro di nuovo, Granada, Benevento. Non ci sarà tempo di respirare, e io dico agli amici bellini che ho finito i minuti su StreamYard. Cioè, perché non riesco a fare tante live tutte insieme in un mese, e dovrò praticamente o fare restream o investire, grazie al vostro supporto, sulla versione illimitata, perché non mi fanno fare troppe live. Pino, Atalanta, Genoa, Atalanta, Juventus, Granada, Atalanta, Granada, Benevento. Si può affrontare un tour de force del genere col pensiero che se ne sbagli due vieni esonerato? No, diventa pesante. Diventa pesante, e infatti io credo che ma poi materialmente non hai neanche il tempo di correggere il tiro, perché tu società come intervieni per poi correggere il tiro? Perché comunque vada, almeno io se fossi io il presidente, comunque vada, io il mese di febbraio me lo vedo tutto. Poi a febbraio, quando so che cosa è successo, allora in quel momento posso già cominciare a fare qualche somma o sottrazione. Magari pensare, vabbè, dovrò puntare al ridimensionamento perché non vado in Champions League, non farò la finale di Coppa Italia, in campionato farò fatica ad arrivare chissà dove, l'Europa League sono tagliato fuori. Se noi ce ne scordiamo sempre, ma l'Europa League, se la vinci, ti fa andare in prima fascia in Champions League, e per una squadra che come il Napoli ogni tanto qualche buona prestazione, perché è vero che voi adesso mi dite ma tu fai l'elogio di Gattuso, però Gattuso va elogiato anche, sicuramente vanno sottolineati anche gli errori, ma Gattuso ha preso a pallate l'Atalanta, ha preso a pallate la Roma, ne abbiamo prese di squadre a pallate seriamente, a volte perdendo anche, pur prendendoli a pallate, e lì allora ci innervosiamo tutti. Ma il mese di febbraio sarà fondamentale, non solo per noi, ma per tutte le squadre che giocheranno tu hai letto le partite, ma fanno impressione i giorni, il giorno 3, il giorno 6, il giorno 10, il giorno 13, il 18, il 21, il 25, il 28, senza respiro. Sarà normale che qualcuna di queste partite il Napoli andrà in sofferenza, sarebbe strano il contrario, sarebbero dei super uomini. Quindi è impossibile aspettare, se le vinciamo tutte, allora facciamo il triplete. Ma siccome sarà impossibile vedere tutte vittorie, bisognerà essere pronti e bravi a non appesantire il fardello in caso di sconfitte così tanto come da non esaltarsi, perché se tu vinci con Genoa, Juve e Atalanta in campionato, hai battuto comunque la squadra più in forma, che è oggi il Genoa. Le due tra le tue avversarie per i posti Champions League, e allora torniamo a parlare di scudetto.
dobbiamo avere un po' di equilibrio, sostenerli sempre, ma non esaltarsi né deprimersi, soprattutto in una stagione troppo particolare come questa, troppo particolare. È vero, è verissimo. Allora, ma poi 2 partite, se non anche 3, si possono sbagliare in queste partite, perché per me giocheranno quasi sempre gli stessi. Questo è evidente, Alessandro, perché comunque ci siamo tolti, ma qui che comunque Gattuso non lo vedeva e quindi non avrebbe giocato comunque, a quanto ho capito. Su Llorente ho un'idea mia che Gattuso lo stava cominciando ad usare e qualche minuto lo avrebbe avuto magari nei secondi tempi per far rifiatare gli attaccanti. Vabbè, si è voluto rinunciare a un ingaggio e va bene. Chi altro abbiamo veduto? Vabbè, Milik che era fuori squadra, eccetera eccetera. Quindi siamo ritornati a 22 giocatori. Però nel frattempo non abbiamo a disposizione Fabian Ruiz, perché il Covid non si sa quando, non si saprà mai, e dobbiamo vedere come torna, perché se si sta allenando, lui sta facendo le insalate e vabbè, le insalate di frutta vanno bene. Però non abbiamo a disposizione Osimhen, vediamo quando ci sarà. Non abbiamo Mertens, dobbiamo fare Bobotta, non gioca, Bobotta deve rientrare anche lui nelle turnazioni. Non mangia l'insalata di Fabian Ruiz. E lui non mangia, perché se Bobotta andasse un pochino da Fabian a mangiare non lo può fare perché è positivo e quindi diventa positivo anche lui. Non ce ne va bene una. Comunque devono rientrare tutti nelle turnazioni, altrimenti andiamo di nuovo nella cosa. Ma Elmas le può fare tutte 40 partite consecutive, visto che prima non giocava mai e adesso improvvisamente è titolare? Quindi la situazione è veramente veramente complicata. Il problema è che ne stecchi 3 in generale non era un problema, ma se si aggiungono a quelle steccate di prima con l'ambiente in questo periodo diventa improponibile e diventa anche complicato risolvere queste cose. 37 punti con 7 palesemente persi. Dove sarebbe il nostro Napoli considerato ADL gioco non splendido, DS non pervenuto e Osimhen e Mertens assenti? Ti dicono ottimo il saggio ospite. Invece di massacrare Gattuso, io un applauso a Giuntoli, che è riuscito a rovinare il progetto internazionale del Napoli. Lo farei. Meno male che a differenza di 7 anni fa la rosa è già molto forte. Ma a proposito di rosa, mi stavi facendo venire in mente una cosa che tu dicevi poco prima che io mi collegassi, no? Avevi detto che tanti giornalisti, non li hai nominati, e hai fatto bene, ma i nomi si sanno, sostenevano determinate cose a inizio stagione di questa squadra e oggi attaccano Gattuso per difendere quella posizione che loro strategicamente avevano preso all'inizio del campionato. Una delle cose che a me più fa ma proprio incazzare è avere il coraggio di sostenere che questa rosa del Napoli sia la migliore dell'era De Laurentiis. Chi sostiene una cosa del genere, che abbia o non abbia 30 anni di carriera alle spalle nel mondo del giornalismo sportivo, è in enorme malafede, perché vuol dire sputare in faccia ai tanti grandi giocatori che, volenti o nolenti, da queste parti nel corso degli ultimi 10-15 anni sono passati, e non abbiamo mai avuto un parco esterni difensivi più scarso di quello che abbiamo oggi, e una squadra così non può vincere niente. Quindi qualsiasi miracolo possa fare il Napoli, io me lo auguro, perché io sto sempre dalla parte del Napoli, questa stagione sarà ancora più accentuata dal fatto che ha giocato una stagione intera con un terzino decente, ma neanche più di tanto, perché, lo ripeto, l'80% dei gol del Napoli arrivano dalla parte di Di Lorenzo. Segnatevela, così poi dopo le guardate tutte queste cose, perché c'è gente che continua a sparare sempre su Mario Rui, che purtroppo è Mario Rui, come ricorda anche la nostra Fragili mentalmente, ma Di Lorenzo, che molti vogliono in nazionale, lo vogliono dire, ma come mai? Ragazzi, non difende, e l'emblema è, riguardatelo così, vi rimane in testa per tutta la vita, il gol, il secondo che prendiamo con lo Spezia. Cosa fa Di Lorenzo su quella parte di campo è inguardabile. Che rallenta, la palla sta andando sul palo, lui si è già arreso. Poi quando incredibile. La
calo, si trova che cerca di recuperare, e quelle sono le cose che ti fanno più male. Sotto un certo punto di vista, ieri ho visto meglio la squadra sotto quel punto di vista, nel senso che siamo andati anche in sofferenza, però c'era la sensazione che stavano veramente lottando su ogni pallone e che volevano portare avanti anche l'1-0. Poi arriva il 2-0 e quindi si rilassano, e ci rilassiamo un po' tutti, perché quella sensazione di paura siringa col Parma c'è sempre. Però ieri mi ha dato la sensazione, per questo Gattuso poi dice: non abbiamo giocato bene tecnicamente, perché ci sono stati dei errori di passaggio, dopo il centrocampo non eravamo puliti e lucidi, però ha visto quel famoso annusare il pericolo che lui dice, cioè un po' più di preventive, un po' più di recupero e di sacrificio, di aiuto di tutta la squadra quando bisognava rientrare, perché vediamo Elmas che torna e chiude in scivolata su Gervinho, vediamo Lozano che sta facendo comunque anche tanto lavoro di ripiegamento, Insigne lo fa sempre, Demme a tutto campo. E quindi sotto questo punto di vista io rimango contento. Poi se voi avete tempo di guardare la partita 2 volte, vedrete un altro calcio. Questo mi rivolgo agli amici, perché me ne sono reso conto io ieri. Io a volte la rivedo, ma riguardo gli highlights, eccetera, eccetera. Ieri, che non avevo visto il primo tempo, riguardare il primo tempo per la prima volta al risultato acquisito, tu vedi un'altra partita, ti rendi conto di tutta un'altra cosa, che non hai la tensione anche tu, che maronnami, poi noi stiamo pure registrando quando facciamo le reaction, quindi è doppio il fatto, funziona il microfono, i rumori, l'agenda a rete, cioè, facendo da fare tutto. Però se avete il tempo di guardarvi la partita 2 volte, capirete una serie di cose veramente, veramente diverse. Ieri Di Lorenzo ha fatto tanti recuperi, vero? È una questione di stanchezza mentale per lui. Questo è il mio cavallo di battaglia, Pino, perché lui non ha potuto mai staccare la spina, e ricordiamoci che finito la partita questi a casa vanno e non può né a un cinema, non può né in discoteca, non possono andare con la moglie a cena. È tosta, io credo sia proprio tosta non staccare mai. Lo so, però ragazzi, io sono il primo a essere intristito dalla cosa, perché la stagione dell'anno scorso di Lorenzo è stata ottima. Però io quest'anno vedo che quelli che hanno la penna in mano, sempre i soliti famosi che hanno la penna in mano, queste cose non le sottolineano. Vi dico una cosa gravissima, così almeno adesso, così come avete fatto tanti complimenti e vi ringrazio, comincerete con gli insulti. Io a volte rimpiango Isai e vorrei avere Isai a destra, ma vi rendete conto a cosa sono costretto ad arrivare? No, ma non sei l'unico. Ed è una cosa gravissima. Io ragazzi, resto sbalordito. Guarda, anche la partita, quella più importante che il Napoli ha vinto nella prima parte, quella con l'Atalanta, quanto è finita? 4-1. Di chi è il buco sul gol dell'Atalanta? Di Lorenzo. I 3 gol del Milan, andateveli a rivedere, provateli a scorrere mentalmente. Il cross di Teo Hernandez, che è bello libero di fare quello che più gli pare, e Teo Hernandez ha preso a pallate spesso e volentieri da quella parte di Lorenzo. Il secondo gol arriva per un'azione di Rebic che si beve chi? Di Lorenzo. Il terzo gol, Auge salta chi? Di Lorenzo. Senza andare indietro, basta ricordare il pareggio del Verona, dove Di Lorenzo fa... Tutti e tre arrivano da lì. Il primo per me è ancora più clamoroso, perché quel pressing così diretto, senza poi pensare che loro questo fanno. Loro fanno gli 1-2 veloci. E poi, per chiudere l'errore, no? Perché l'errore lì è di reparto di... però Lozano arriva prima di te. Quello è gravissimo. Lì non lo posso accettare, perché non è possibile. Stanno rientrando tutti, tu devi farti venire i crampi. Se non sei riuscito a bloccare il primo, fatti venire i crampi e torna indietro. E questo ritorniamo anche al fatto della fragilità mentale. Vabbè, è finita, abbiamo preso il gol, vediamo se ne riusciamo a fare un altro, e poi vanno si squagliano completamente. Matteo Luciano, Gattuso esonerato. Ci stai dando una notizia improvvisa, così, notturna? Non lo so. Io non ho neanche la possibilità di controllare in questo momento, però non credo. Ditecelo, perché almeno cambiamo tutto richiamiamo questo. Gattuso contro ADL e contro i giornalisti.
perché poi lo sfogo si allarga, la questione è più generale, ovviamente. Però mi sa che questo Matteo ha voluto farsi leggere, secondo me. Sono d'accordo con i giornalisti che distruggono, ma ci sono anche quelli prezzolati che non fanno il bene del Napoli. Vedi oggi Lecchino che 2 giorni fa lanciava io ringhio con Rino e oggi non si esprime. Perché poi c'è la doppia fase, no? Qui sta quello che è prezzolato o non prezzolato, comunque fa parte dell'ambiente perché radio ufficiali, eccetera, eccetera. Poi ci sta quello che Van Freva, che magari non fa parte della radio ufficiale e quindi a prescindere va contro anche quando le cose vanno bene, perché ricordiamoceli, queste trasmissioni qua, se tu le vai a vedere, sì, il Napoli ha vinto 4-1, però abbiamo preso il gol, però se vai a vedere l'avversario non è sceso in campo, cioè quelli sono ancora peggio, perché non ammettono nemmeno quando il Napoli va bene e devono creare un caso anche quando non c'è. Fake news. Grazie Levider, ma non c'era dubbio. Ma anche perché, Valerio, non so tu... No, 300. Non so tu cosa ne pensi e cosa ne pensano anche gli amici bellini che sono in chat con noi. Una delle cose che più mi ha stordito nel mese di gennaio è stato come vedere 2 partite identiche, ma ragazzi, identiche. Napoli-Spezia e Napoli-Fiorentina. Sono 2 partite identiche. Come diceva Valerio poco fa, se voi le partite ve le rivedete, scoprite delle cose particolari, perché sul live avete anche l'adrenalina del tifoso. Io me le sono riviste tutte e 2, perché ero curioso. E sono realmente identiche, ragazzi. Sono 2 partite uguali spiccicate. Se voi andate a sentire i commenti dei santoni, non del web, ma delle televisioni, che fa anche Rino, perché sono insultano la squadra con lo Spezia e la esaltano contro la Fiorentina. Vi dico la mia, io avrei fatto il contrario, avrei esaltato la prova contro la Spezia e mi sarei incazzato per quella con la Fiorentina, perché se la Fiorentina a fine primo tempo è sopra 3-1 non ruba niente. Assolutamente, l'abbiamo sottolineato. Mentre con lo Spezia noi dobbiamo essere sopra 6-0 a fine primo tempo, e l'abbiamo fatto una partita di Coppa Italia 4-0 con 4 tiri in porta. Ragazzi, è qui con noi ed è mio onore introdurlo agli amici bellini, alla community, il giornalista Guido Gentile, che facciamo entrare subito in chat. Grazie Guido per la tua presenza. Vediamo. Buonasera a tutti, Valerio, Pino. Ciao, buonasera, ciao. Allora, ti ascoltiamo bene, l'audio è chiaro ed è quello che è più importante, anche se il video andrà un pochino a scatti non è importante, perché noi ti dobbiamo ascoltare e ti volevamo, come si dice, chiedere la tua opinione su alcuni degli argomenti che abbiamo trattato. Ringrazio Salvatore Reino per la donazione, grazie per la sportività, obiettività e fantasia, e io ringrazio te per il supporto e per aver notato, io lo dico sempre all'inglese, for noticing tutto questo che in italiano suona malissimo. Guido, abbiamo vari argomenti sul piatto. Comincerei dalla questione Gattuso contro ADL e contro i giornalisti, perché poi è quasi un doppio attacco, e ti chiedo una tua opinione al riguardo. Ringrazio anche Rita, purtroppo sono le cose così. Iniziamo il crowdfunding per Valerio. Vogliamo le live su StreamYard tutto il mese di febbraio. Come potremmo fare senza i limoni, i rumori, Bobotta? Grazie amica mia, grazie a tutti. E parola a Guido sull'argomento Gattuso e lo sfogo che ha avuto ai microfoni di Sky. Domanda apparentemente semplice, risposta lunga e complessa che dovrò tagliare. Primo argomento che viene da lontano, faremo arrabbiare i nostri amici tifosi azzurri. Il Napoli è una squadra Ti abbiamo perso per un attimo. Come dicono in TV, vediamo di recuperare
il collegamento e di migliorare la qualità. Quelli dicono sempre, vediamo di migliorare, alla fine spengono e riaccendono, non fanno niente che miglioriamo la qualità del collegamento audio-video. Spengono e riaccendono e vediamo di recuperare, perché mi interessava tantissimo l'opinione di Guido. Eccoti. Ah, forse no. Forse ancora no. Nel frattempo lo ringraziano, molto gentile. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ecco, magari sta riavviando tutta la situazione. Benvenuto a Guido Gentile, ti ringraziamo per la tua disponibilità. Nel frattempo, Pino, vediamo qualche... Ah, eccolo che ritorna. Ci sei? Sì, vai. Non so dove siete arrivati. Dall'inizio hai detto farei arrabbiare i tifosi del Napoli. Comunque dicevo che lo fece anche Lippi, passò dall'Atalanta di seconda fascia e lo è sempre stato, è stata anche una squadra di terza, quarta fascia, e bisogna dirlo con molta onestà. Attualmente, tra l'altro, del ranking UEFA siamo al penultimo posto della terza fascia. E quindi chi viene a Napoli, anche negli ultimi 15 anni, viene per lanciarsi. Dobbiamo dire che usa il Napoli come una sorta di trampolino di lancio, tranne, diciamo, Benitez e Ancelotti, che sono dei valori anomali. Questo però non significa, questo è l'errore che ha fatto Gattuso, professionista esemplare, pare che sia una persona splendida e che tutti adoriamo, ma ha fatto un errore che spesso fanno sia i giocatori che gli allenatori che vengono a Napoli, che ha vinto poco in questi argomenti. Ma come ambiente difficile d'Italia, per due ragioni. La prima, di tutte le grandi metropoli europee, è l'unica che ha una sola squadra. Questo significa che tu non hai la possibilità di dividere nessuna pressione. E guardate che non è poco dover dividere le gioie e i momenti di crisi con i cugini rivali, che siano interisti, genovani, della Lazio, dell'Atletico Madrid, eccetera, eccetera. E poi l'altro aspetto, che è vero, calcisticamente non hai 20 scudetti, 30 scudetti, ma hai un livello altissimo di tradizione giornalistica. Tra l'altro il pubblico del San Paolo, lo chiamo ancora col vecchio nome, è un pubblico, lo dobbiamo dire, anche un po' snob. Tu, per chi vive lo stadio, i giocatori veramente sentono nel bene quando ci sono i momenti di esaltazione alla brasiliana. Ricordo la squadra di pallavolo del Brasile, che era forse l'esempio più vicino al Napoli, che quando è presa dall'entusiasmo, anche quella che giocava contro la nazionale di fenomeni di Velasco, era capace di stracciarti quei set. Quando andava in depressione non aveva le mezze misure. Ecco, il pubblico del San Paolo è così. Quindi Gattuso, è vero, sarà stato al Milan, ha vinto tutto, insomma il Milan è il Gotha in Italia, di più della Juve in campo internazionale, ha vinto la Coppa del Mondo, però Napoli è un ambiente molto sofisticato ed è molto difficile da cavalcare. E ricordatevi quella meravigliosa conferenza stampa di Benitez, che fece capire che lui aveva capito l'ambiente napoletano, quando disse la cugina dell'amica del fruttivendolo dello spazzino mi ha detto che ecco, aveva con l'ironia, con l'intelligenza e con anche garbo, aveva fatto capire, guardate che ho capito nell'ambiente in cui mi trovo. Questo secondo me è stato un errore. Non mi riferisco all'ultimo sfogo, al penultimo di Gattuso. Ci sono troppi professori, non si citano mai i colleghi per parlarne male, ma è giusto citare le eccellenze. A Napoli ci sono eccellenze enormi, anche in campo intellettuale. Certo. Un fenomeno come quello del Te Diegum, che tra l'altro nacque non solo da tifosi napoletani, quindi da Claudio Bocchi ai due Guido, Clemente
Trombetti, il rettore di università, ha detto, ecco, non ha una uguale in Italia. Un sito come il Napolista, che forse è anche un po' snob, non ha un uguale in Italia, e fanno un'opinione che ha anche un peso specifico enorme. Quindi è chiaro che ci sono siti e radio che la buttano in caciara, però c'è anche un Mimo Caratelli che ha visto 50-60 anni di calcio e ne capisce. E quindi c'è un po' di tutto, come in altre città, ma la fascia medio-alta di competenza è veramente di altissimo livello e non la dividi con altre squadre. Quindi, per concludere, tu arrivi a Napoli, pensi di vai, che sia come ambiente alla stessa stregua della squadra, quindi una squadra che ha vinto solo 2 scudetti, non ci dobbiamo vergognare a dirlo, ma non è così, hai vinto 2 scudetti, ma l'ambiente ne capisce di pallone, purtroppo ne parla troppo di pallone, dal primo minuto della mattina all'ultimo minuto della sera. Forse uno dirà, a Milano lavoriamo di più, poi alla fine è finita la partita, finisce lì. Quello che non capiscono determinate persone, questo forse è un errore del tifo napoletano, mi metto io per primo, che è un po' troppo ossessivo, nel senso, poi alla fine non contano le vittorie. Gioia è già essere tifoso azzurro, la vittoria è un di più perché uno non c'è abituato, ma significa che veramente, come disse Mertens, la signora di casa che ha quasi 90 anni gli dice: Ciro ha giocato male, lì è sbagliato quello stop, lì fa come via, ma è poi capace di farti trovare lo champagne quando hai fatto la tripletta. È veramente immersiva l'ambiente, immersivo l'ambiente napoletano. Quindi probabilmente lui l'ha sottovalutato, e parliamo di un carattere forte, esuberante, vincente, da leader. Per lo sfogo col presidente è molto più semplice, è un divorzio ormai consumato. De Laurentiis se non lo vuole per ora esonerare, non c'è forse di meglio a un budget accessibile a Napoli sulla piazza, perché chiaramente quei nomi che si sono fatti sono delle buttate. Allegri non può venire a Napoli, non verrebbe a Napoli ed è fuori mercato per quanto riguarda il nostro budget. Diciamocelo proprio con molta serenità e onestà, sarebbe un colpo da teatro meraviglioso che un allenatore vincente come Allegri, che aspira probabilmente al Real Madrid, al Paris Saint-Germain, all'Arsenal, venga a Napoli. Spalletti ancora mi sembra stipendiato d'oro dell'Inter, anche lì, quindi si aspetta l'ennesimo nome da lanciare, no? L'ennesimo De Zerbi, che utilizza De Zerbi come in passato il Napoli come un trampolino di lancio per una carriera di alto livello. Scusate, sono stato un po' lungo. No, assolutamente, sei stato serviva il tempo che serviva per far capire bene la situazione, e io nel frattempo che chiedo alla chat se hanno delle domande specifiche da farti, io volevo chiederti appunto di questo divorzio, se vedevi il divorzio, e mi hai risposto, mi hai anticipato. Riesci ad intravedere, secondo te, la permanenza fino a fine anno? Gattuso, anche se vince tutto a fine anno, penso, dalla sensazione, dalla parola che ha detto, anzi se ne va da vincitore. Questo sì. E sapete che noi abbiamo avuto... Sì. Pronto? Vai. Sì, eccoci. No, quello che non doveva dire mi ha meravigliato, e lì ci sono delle deficienze societarie che dovevano farlo sbollire prima di andare a parlare davanti ai microfoni delle telecamere, quando lui ha detto proprio io a Napoli adesso ci sto male, ha detto proprio a Napoli, cioè lì sono le sue parole, io sto bene solo a Castelvolturno, io da 15 giorni sto male in questo ambiente, cioè si respira una brutta aria, ha detto proprio così, quando lui è stato trattato con i guanti bianchi, non è mai stato messo in discussione, non è mai fatte offese. Se noi ma Benitez ha avuto di tutto a livello personale, la moglie, le figlie, è pazzone, mangia 1 chilo di mozzarella, cioè, un
esponente ex juventino che era in quella rete abbastanza importante, gliene hanno dette di tutte. Lui una volta disse: io con te non parlo più fino a quando non mi chiedi scusa. Cioè Gattuso non ha avuto il dito mignolo veramente degli insulti personali che ha avuto Benitez, quindi un po' eccessive, però chiaro che si sta consumando un divorzio, peccato per tutte e due le parti. Credo che sia abbastanza insanabile. Dimmi. Allora, Domenico Selletto ti chiede: alla luce di quanto detto, siamo effettivamente rinchiusi nel limbo del vincere una Coppa Italia ogni 3-4 anni e della la classica qualificazione in Champions? Non c'è margine per altro? Mi sentite? Adesso sì. Qualcuno consigliava di togliere il video e di rimanere solo audio. Non so se questo è un'opportunità, è una possibilità da parte tua. Magari ne guadagniamo di parto dalla fine. Sì, perché quello che semini raccogli. La fine è che questa società, probabilmente, non bisogna mai ragionare per assoluti nella vita, ha raggiunto, non voglio dire il 100%, il 95% del suo massimo. E ha fatto molto, molto bene. Non è che ha fatto bene, ha fatto molto, molto, molto bene. Ma il suo massimo adesso è insufficiente per un calcio che è diventato finanziario. Non tutte le società hanno subito questa rivoluzione, che addirittura dalla rivoluzione industriale al calcio, e quindi più di bravura. Questo sistema un po' troppo familiare, snello, leggero, senza debiti, ha portato in maniera anche molto veloce. Vedete con quanta difficoltà il Bari invece sta provando a risalire in B. Probabilmente non ci metterà i 2 anni del Napoli, però adesso non è più sufficiente. Non è più sufficiente lo aveva l'amica esperienza a Napoli. Rilasciò una lunghissima intervista molto bella a France Football, in francese, molto molto lunga, dove spiegava non solo la sua idea di calcio, la sua esperienza napoletana, e dove tracciava una sorta di decalogo calcistico del Napoli, che prevedeva una serie di regole. No? La prima regola era: esiste la stagione, non il campionato. La seconda regola: esiste la rosa e non i titolarissimi, per quanto di esse ci sono dei giocatori che giocheranno di più. La terza regola: una squadra come il Napoli deve avere prestigio internazionale. Per farlo deve incominciare a vincere dei titoli prima in Italia e poi in Europa. Partiamo dai più piccoli. La quarta regola ha detto: non devi fare figuracce in Europa. Pensava il 3-0 in casa con la vittoria Pilsen. Dato che non puoi comprarti quei giocatori che hanno l'attitudine mentale, fisica e il talento per reggere ogni settimana 3 partite, e quindi tu hai una Ronica che ti fa una straordinaria partita in Champions League, gioca bene col Milan e poi perdi col Chievo, e tu dici: ma com'è che abbiamo perso col Chievo? Perché quei giocatori dicevano ben costruire, quindi serve uno staff societario diverso e un settore che possono fare anche mercato. Ricordiamo che il Napoli primavera in Serie B della primavera l'anno scorso ha fatto ultimo, quindi infatti, questa rivoluzione copernicana si è fermata a 6 mesi. Poi la bellezza sarrita, non so come la vogliamo chiamare, perché il Napoli giocava veramente bene, non da tifosi, cioè lo guardavano i tifosi di tutte le nazioni, e questo suscitava molta invidia in Italia. Infatti Allegri era quello che andava nervoso in TV e diceva: guardate il circo. Però ha nascosto
quella rivoluzione che è rimasta proprio incompiuta. E con Ancelotti di nuovo incompiuta, perché se Benitez in tuo sportivo va un po' rivoluzionato, e lui era un abituato a vedere calcio davanti alla sera. A Liverpool tu hai l'ufficio con tutta vetrata, perché guardi anche se stai lavorando come giocano i ragazzi, e tu non ce l'hai ai ragazzi perché stanno sparpagliati per la campagna. Poi dice, se Napoli gioca 4-2-3-1, anche la Primavera deve giocare 4-2-3-1, perché se io ho bisogno di attingere un Primavera, me lo porto in squadra e lui già gioca col sistema di gioco della... sono i particolari che fanno la differenza. Infatti in questi anni 2 di Benitez, 3 di Sarri e 2 diciamo Ancelotti e Gattuso, ti sei fatto eleggere in Lega? No, l'Inter c'ha 2 esponenti in Lega, perché poi Marotta non si è dimesso quando è passato dalla Juve all'Inter. Quest'anno si era detto che poi passava uno dalla Fiorentina, ma non ha ceduto il suo. Quindi l'Inter ha ben 2 esponenti nelle poltrone che contano. Il Napoli dopo 15 anni non ha mai fatto eleggere un suo esponente. Arrivò a Lodi, disse a Ferlaino: non possiamo fare la guerra contro tutti, dobbiamo pure noi entrare nella stanza, perché se dobbiamo fare la guerra noi possiamo pure sbraitare contro gli arbitri. Ma che cosa è stato fatto in 15 anni? Anche lo fece Capello quando andò alla Roma e disse al presidente Sensi: bisogna cambiare strategia, queste strategie non servono, passi per Piagnone eccetera, e quindi rivoluzionò da un punto di vista manageriale della comunicazione. La Roma vinse solo uno scudetto, forse ne meritava 2, ma è stato fatto troppo poco. Vi dico l'ultima cosa, perché poi voglio lasciare le domande. Già a metà anno, e Schumacher stravinceva, Schumacher aveva vicino l'addetta stampa ed era il pluricampione del mondo. Cioè la Ferrari aveva una dirigenza a tutti i livelli, non solo Montezemolo, non solo aveva preso il disegnatore della McLaren, non solo aveva Ross Brown come tattico, Jean Todt come direttore generale, ma tutti i particolari erano curati. Quindi Schumacher era guardato a vista un minuto prima di lasciare l'intervista. Michael, ricordati di essere in tutto e per tutto, ed era la Ferrari. Ragazzi, capisco essere snelli come società, però adesso in un calcio finanziario siamo troppo snelli, e determinate figure poi casomai ti fanno non solo risparmiare dei soldi, delle brutte figure, ma anche guadagnare dei soldi. Senza dubbio, ti ringrazio perché hai dato un quadro così chiaro di quello che sono le effettive possibilità, perché poi noi andiamo partita dopo partita, ma ci dobbiamo rendere conto che è nel profondo che poi, se tu vuoi fare il famoso salto di qualità di cui tutti parlano, non lo fai se non hai le spalle coperte da un lavoro preventivo che bisogna fare. Ti faccio un'ultima domanda, Guido, e poi ti ringrazio e ti lascio andare. Ti ringrazio infinitamente. Fabio Angelino ti chiede, per Guido Gentile: com'è possibile che la nostra società non riesca a mantenere dei rapporti sani con gli allenatori che assume? ADL criticò Sarri nel Madrid. Perché doveste sapere, De Laurentiis è il peggior diciamo, nemico di se stesso, perché appare molto peggio di quello che è, molto generosa. Io non sono amico di De Laurentiis, non ho mai lavorato per lui, cioè, tendenzialmente monogamo nei suoi rapporti lavorativi, cioè per lui farebbe tutti i contratti ventennali, nel bene e nel male. Quindi non è uno che cerca la lite, per quanto controlla veramente tutto. E quindi Mazzarri se n'è andato con un contratto in bianco, famoso Napoli-Siena, mi ricordo, che lui fino all'ultimo, nel ventre del San Paolo, gli ha mostrato questo contratto, perché ha detto non era sufficiente, lui voleva di più, il Napoli era una media squadra, doveva andare in qualcosa più confacente alle sue qualità.
non gli è andata benissimo. Benitez doveva fare, Sarri per coperto perché è molto... Ci siete? Sì, vai, vai. Sto cercando di vedere se Perché... togliendo noi fai meno in lag. Sarri se ne è voluto andare, non credete alle tante voci. Lui veramente, nonostante qualche attrito, non facesse giocare tutti i giocatori come voleva lui, ma ci ha provato a gennaio, andò a casa sua con Giuntoli, ormai questa è una voce che è stata sdoganata. Anzi, la delusione forse gli ha fatto perdere lucidità, perché alcuni giocatori che voleva poi Sarri al Chelsea non sono andati più proprio per la ferita, semplicemente perché il cinema è una cosa, il calcio è un'altra, e nel calcio è molto difficile, tranne Arsène Wenger, che forse è il caso più eclatante nella storia del calcio, tutti quegli anni sulla una panchina. Tra l'altro lui francese, una panchina, e Sir Alex Ferguson è molto raro che un allenatore stia tanti anni, ragazzi. Mazzarri è stato tanti anni, Reina è stato tanti anni, Mazzarri 3 stagioni e mezzo di fatto, lo stesso è di Reina. Benitez è stato 2, per una ragione molto semplice: non eravamo pronti come società per avere un allenatore come Benitez, serviva un altro ciclo di passaggio, è venuto troppo presto. E poi a volte gli allenatori, come il caso adesso di Gattuso, forse non legano perfettamente con l'ambiente. Gasperini è andato malissimo all'Inter, sta facendo cose mirabolanti con l'Atalanta, ma perché la fa giocare bene, è andata in Chelsea, si è qualificato per il secondo anno agli ottavi, eppure nell'Inter è andato molto male. Il calcio non è una scienza esatta, perché comunque è fatta di uomini, una squadra è fatta di 25 elementi più lo staff medico, lo staff di fisioterapisti, lo staff tecnico dell'allenatore, insomma non è facile per tanti mesi coesistere con un plotone di una quarantina di persone. Pensate, cioè nella vita nostra, no? Come ci sono attriti, poi in un mondo molto delicato, ci sono a tutt'oggi quanti giocatori si mandano a quel paese per un passaggio sbagliato, e non è un avversario, è il tuo compagno che ti ha passato la palla. Quindi in realtà De Laurentiis è per niente un mangia allenatori, e lui ha fallito con 2 allenatori, Ventura, ma era appena arrivato nel calcio, e Donadoni. Per il resto ha cercato sempre dei lunghi matrimoni. Il problema è che quando è venuto Ancelotti non abbiamo riazzerato tutto come si fece con Benitez, ha detto si deve rifondare in maniera drastica la squadra e fare uno step societario. Non si viene mai detto, ed è stato ingeneroso, ma il figlio di Ancelotti, Davide, contrariamente di quello che è successo con Sarri, andò a Castelvolturno, disse non vanno bene le cose, e passò tutta l'estate a seguire i lavori di ammodernamento e potenziamento di Castelvolturno. Ancelotti ha seguito i lavori di ammodernamento e potenziamento degli spogliatoi del San Paolo, con le famose vasche che servono, che erano prese dal Real Madrid, servono per farti recuperare prima le energie. Chiaramente non sono a livello del centro sportivo del Real Madrid, che è veramente un'eccellenza mondiale, è gigantesco, però servono degli step societari. Mentre Sarri, quando venne a Napoli, disse il centro sportivo è bellissimo, va benissimo così. Pensate, uno dice va benissimo, un altro dice non è sufficiente. La domanda è: De Laurentiis vuole diventare grande come questa società, o ci dobbiamo accontentare? Se vuole diventare grande, mettendo in essere quei passaggi necessari, a volte anche dolorosi, come per esempio 2 stagioni non in Europa, potrebbero essere necessari, ma se tu investi in quegli anelli mancanti che ti servono per crescere, uno li accetta questi anni di purgatorio, diciamo. Oppure dice no, è stanco, neanche il diritto, perché è una persona umana, e quindi dobbiamo vivacchiare. Io predicherei calma, prudenza. Il
Il problema non è in questo momento l'uomo, cioè cacciamo Gattuso, abbiamo risolto i problemi, teniamoci Gattuso, abbiamo risolto i problemi, è un po' più tutto dipende dalla testa di De Laurentiis, se ha la voglia, l'energia, l'entusiasmo per rilanciare se stesso in almeno un altro lustro di costruzione del Napoli, o se sente anche lui di aver dato tutto quello che poteva dare, nel bene e nel male, a questa società, poteva far meglio, tutti possiamo far meglio, ma ha fatto meglio di tanti altri che si avvicinano nel mondo del calcio. E ripeto, lui è il peggior nemico di se stesso, perché a volte con battute infelici, cacciate che non sono giuste, rovina lo sforzo fatto. Cioè noi le plusvalenze farlocche come l'ultima, che era Rovella, non le abbiamo mai fatte. È un argomento molto delicato. C'è chi si è preso una querela, ho letto la domanda sul caso di Nicola. Allora io posso rispondere perché, a questa domanda, perché ho fatto dei corsi no, farmi dire questa cosa perché è una domanda importante, di medicina nello sport, e fu portato il caso Napoli come eccellenza europea, perché il Napoli era la peggiore società in Europa, ovvero nel campo medico si chiama migliore, perché il punteggio lì è inverso, nel senso che hai pochi punti perché hai pochi infortuni muscolari. E pensate che in Italia la migliore, e quindi la peggiore, la numero 1, era il Milan, che nell'immaginario collettivo però era l'eccellenza, perché Galliani pubblicizzava il Milan Lab, però poi vedevi il Milan in questi 15 anni, 148 infortuni, adesso non ho con me il grafico, te lo mando poi. Perché io parlai pure con alcuni dello staff del Napoli, avevano proprio tutto un sistema di prevenzione. Chiaramente l'infortunio di distorsione a Mertens non lo può prevedere nessun medico. Quello è un infortunio di gioco, il calcio è un gioco di contatti, si gioca su un terreno che non è sempre perfetto, puoi mettere i piedi in una buca. Il punto è come e perché Mertens è tornato a giocare in quelle condizioni, e lo sanno solo lo staff medico, il giocatore e Gattuso, e io non sono nessuno di questi tre. Oggi venuto nella trasmissione di Umberto Chiariello, dovete sapere, è sempre un gran signore, ha lanciato anche dei dubbi molto, molto gravi, però noi non siamo nessuno di questo anello. Di sicuro noi abbiamo avuto un anello di continuità molto importante nello staff medico, che ha attraversato tutti i direttori sportivi, quindi Marino, Bigon e all'inizio Giuntoli, vari allenatori. L'unica cosa che non cambiava mai era lo staff medico, ed era un'eccellenza, tant'è vero che erano rarissimi gli infortuni muscolari, le assenze per affaticamento muscolare. Noi abbiamo subito crociati, ma quelli non li può prevedere nessuno. Ci sono delle cause in atto tra De Nicola e qualche tifoso, giornalista che soprattutto per il caso dell'infortunio di Ospina, e quindi è un argomento abbastanza spinoso. L'allontanamento di De Nicola è un allontanamento molto grave, che probabilmente l'ambiente non ha colto nella sua gravità, proprio perché dalla gestione De Laurentiis non è mai cambiato. Lui continua a parlare bene della società sportiva Casonato. Mi sembra che adesso è stato contattato dallo staff femminile del Calcio Napoli, perché ama proprio molto il mondo del calcio. Però qua ci dobbiamo fermare, perché nessuno di noi ha visto le lastre, la risonanza magnetica. Certo è, Mertens rischiamo di tenerlo fuori parecchie settimane. È chiarissimo, Guido. Io non so come ringraziarti per la tua disponibilità, per la tua sapienza e la chiarezza anche di esposizione. Io credo che abbiamo toccato un punto alto del mio canale, quindi mi hai dato veramente un grande piacere. Guardo i numeri, no? Guardo i numeri delle persone che erano collegate, non si è mosso uno ad ascoltarti, e sono stati anche rispettosi nei commenti e nelle domande. Ti ringrazio e spero ci sarà possibilità di farlo di nuovo, e grazie ancora per la tua presenza. Ringrazio te, voi, mi scuso per la lunghezza delle domande, erano domande però mica da poco, sempre se non la vogliamo mettere in caciara, cosa che ho visto il tuo canale evita proprio come la peste, perché non è la linea editoriale che
è il posto dall'inizio che io sposo totalmente, quella di, certo, divertirsi, nel calcio è un gioco, ma non prendere in giro le persone. Mi sembra che proprio Ancelotti, ricordiamolo perché è veramente una brava persona che è venuta a Napoli, di tutte le cose meno serie, il calcio è la cosa più seria. E vi voglio salutare con questo ricordo di Carletto, che forse è stato trattato non benissimo. Un abbraccio ragazzi, e forza Grazie Napoli. mille. Grazie, alla prossima. Allora, Pino, ci siamo riposati un attimo perché c'era da ascoltare. E voglio ringraziare Giovanni, che ho visto la donazione, e un grazie veramente a tutti gli amici bellini che sono rimasti lì attaccati, perché guardavo il countdown degli spettatori, e ne sappiamo qualcosina in più adesso. Ha fatto una pennellata meravigliosa su quello che è questa città, nel bene e nel male, e il fatto che che incredibilmente questa città, che ha una sola squadra, quindi dovrebbe avere una sola anima, si riesce tutte le sante volte a dividere, è qualcosa di incredibile. Pazzesco. Ringrazio anche Alessio Marigliano per il supporto e per la donazione. Fammi vedere, oggi il canale, ma anche noi della chat abbiamo raggiunto un livello bello alto, sempre più da qui in avanti. Grazie amico mio. Veramente ragazzi, non lo so quanti like stiamo, me ne fotte assai oramai. Qua veramente è stata una serata per me di un livello superiore, ed era importante per me fare anche così. Non pensavo nemmeno potesse riuscire così bene con Pino e con Guido e con tutti voi che state così. Siamo arrivati a 300. Vedi, allora manca uno, e allora se vi capita manca uno, direi che Pino, tu mi permetterai, Ma certo. il bottino dovrebbe funzionare, via. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Mi ero dimenticato che c'era pure Bobotta. Dobbiamo poi presto aggiornare, ragazzi, perché nuovi utenti si stanno riversando sugli store. Io vi ringrazio tantissimo, perché per me più che quei 2 centesimi di differenza tra la produzione e la spedizione, a me mi fa piacere che qualcuno sta in giro con una maglietta, capito, che rappresenta il nostro simbolo, e che dici, ma che è questa cosa? Che il passaparola che va oltre l'algoritmo. Quindi veramente è una cosa straordinaria. Pino, voglio ringraziare anche te per la straordinaria partecipazione, per i contenuti, perché io ho bisogno di persone così e non avevo dubbi, e ti lascio la parola per un saluto a tutti. Io ti ringrazio dell'invito, perché per me è un piacere essere stato ospite nel tuo canale, che seguo da tempo, mi diverti, mi fai stare bene anche quando le cose vanno male, quindi ti ringrazio per questi mesi in cui mi hai fatto compagnia, davvero. Io preferivo te a Chiariello, te lo dico proprio sinceramente, io preferivo il tuo parere rispetto a quello di Chiariello, pur continuando a vederlo, perché ho sentito la necessità, soprattutto in questo anno, dall'ammutinamento in poi, di sentire meno chiacchiere di gente che pensa di essere il Padre Eterno in terra, e di persone che invece come me amano incondizionatamente questa squadra. C'è poco da fare, e nonostante alcuni si ritengano tifosi del Napoli, alla fine non gli interessa se il Napoli vince o perde, ma guardano al loro tornaconto. Quindi per me, come tifosi, li ho accantonati. Preferisco gente più come me, più sanguigna, più amante incondizionata di questa squadra. E quindi di questo te ne ringrazio, perché mi riesci comunque sempre a strappare un sorriso anche in momenti poco fortunati, poi in questo anno particolare che tutti abbiamo dovuto affrontare. La compagnia di qualcuno che da lontano è come sentirlo vicino è stata importante, quindi grazie di cuore a te,
e al tuo canale, a tutti gli amici bellini, ricordandoli che comunque, nonostante noi siamo tutti quanti fragili mentalmente, restiamo uniti, restiamo forti e continuiamo a stare dietro a questa squadra. Sappiamo che non possiamo farlo allo stadio, e ve lo dice uno che è nato e cresciuto per sbaglio, perché così diceva mia mamma, buonanima, a Milano, ed è rimasto attaccato alla sua radice partenopea in maniera inscindibile. Per me è sempre stata una trasferta andare a vedere il Napoli. Quando andavo a San Siro a vedere il Napoli ero in trasferta, dovevo andare a San Paolo, erano 800 chilometri, quindi era comunque una guerra. Quindi so cosa vuol dire essere lontano e quindi so cosa prova anche la squadra. Oggi il modo per stargli vicino è cercare il meno possibile di appesantire le loro teste su sti benedetti social. Cerchiamo di stargli vicino il più possibile. La stagione non è ancora finita, che voi siate pro o contro Gattuso, pro o contro De Laurentiis, il mio appello finale, poi chiudo e ti saluto, è: state dalla parte del Napoli. E vi dirò di più: guardate cosa hanno fatto, un appello alle curve di Napoli, fammelo passare, magari fate girare questa voce, se c'è qualcuno che conosce, che ha amicizie, che sta vicino a qualcuno delle curve del Napoli, i tifosi dell'Inter, sia contro la Juve in campionato, nel derby, e domani lo riproporranno per la sfida di Coppa Italia, si faranno sentire fuori dallo stadio. Facciamoci sentire anche noi. La squadra oggi non ha bisogno di Chiariello, di Pedullà, di Valerio Fluido, di Pino, di Gesù, ha bisogno della sua gente. Fatevi sentire, rispettando le misure di sicurezza, rispettando tutto quello che c'è da rispettare, ma fatevi sentire. La vostra voce può pesare come non immaginate nemmeno lontanamente in questa stagione. Perciò questo è il mio appello a tutti i tifosi del Napoli. Io se potessi, se fossi lì, andrei. Non posso, sono lontano 800 chilometri e comunque altre cose purtroppo da fare, se no ci sarei. Quindi fatelo voi che siete lì. Grazie mille Pino, come ci ricorda l'ottima Falco 75 e Buena Vis 75. Grazie. Iscrivetevi da Pino Stracandido Azzurro, trovate ragazzi il link in descrizione anche di questa live, quindi e ovviamente permettimi, che mi sono dimenticato un abbraccio e un grandissimo ai moderatori che fanno sempre un lavoro straordinario sui vostri canali, che è ineguagliabile. Un abbraccio e un ringraziamento anche a voi. Grazie mille Pino, ci vediamo prestissimo su questi social e oltre. Alla prossima, buonanotte e forza Napoli sempre, hashtag. Sempre. Ciao a tutti. E quindi ragazzi, io mi trovo a ringraziare tutti, trovate tutti i link in descrizione ovviamente. È stata una live un po' diversa, è stata una live diversa dalle altre. Adesso io voglio anche prendere qualche altro messaggio, perché quando ci sono gli ospiti bisogna dare spazio agli ospiti che devono esprimere il loro concetto per intero, perché altrimenti 2 secondi, no, poi devo prendere un altro messaggio. Io voglio dare spazio a tutti, ma è importante anche che l'ospite possa esprimersi in maniera completa e precisa, perché lo sai com'è, no? Lo sapete com'è. E quindi adesso recupero qualche altro messaggio per qualche altro minuto. Se avete dei like residui che vi siete dimenticati di mettere, io lo capisco, è questione di dimenticanza, non è cattiva volontà, quindi li mettete e vediamo se i moderatori vogliono che prendo il basso e chiudiamo con un momento musicale, altrimenti no, dipende da voi se volevate o meno. Mr. Flower, wow, sono arrivato mo', me la dovrò vedere da capo appena finisce. Mr. Flower, sarebbe straordinario da parte tua, lo sapete, chi guarda le live dopo è il mio eroe, perché guardare le live quando non può intervenire significa praticamente come guardare una trasmissione in TV, quindi per me mi onora e mi inorgoglisce ancora di più, quindi ti consiglio questa in particolare di guardarla, perché siamo andati oltre, secondo me stavolta siamo andati oltre. Salvatore Ragosta, curva A e B mercoledì tutti fuori allo stadio per incitare. Mi piace sottolineare questo appello di Pino, potrebbe essere un'idea. Io sto sentendo fuochi d'artificio in alcune partite fuori dallo stadio, ora non so se il fuoco d'artificio nello specifico possa dare una mano o meno, ma far sentire la presenza anche con
con una piccola rappresentanza fuori allo stadio, un coro, e far sentire che la squadra è, come si dice, backed up, i tifosi sono dietro alla squadra, è importante. Cioè, stai apprendendo? No, amico mio, prendo gli ultimi se ne chiude. No, prendo gli ultimi messaggi, visto che non ne ho potuti prendere molti e me ne dispiaccio. A Napoli i tifosi non si dividono, si frantumano, France. Anche perché, come diceva bene anche Guido, c'è anche competenza, perché tra i tifosi del Napoli c'è anche competenza, e la stessa partita tu la puoi vedere anche in due modi diversi, e non è detto che tu sia in errore rispetto all'altro che l'ha vista in maniera diversa. Quindi la competenza poi porta a quel fatto anche di presunzione. Senti, ma io l'ho vista così, sono sicuro che ho ragione io, non capisce niente, e quindi si va nel tranciante. Dobbiamo portare più dubbi e meno certezze, ragazzi. Questo è, a volte sono anche io colpevole in questo, che vedo delle cose, sono convinto che sono quelle. La differenza tra 3-4-3 e 4-2-3-1 la sappiamo vedere. Per il resto, meglio portare dei dubbi che delle certezze, perché non ne sai mai. Scusate il ritardo, Lionel, non ti preoccupare, ti consiglio anche a te di recuperartela più tardi, a tempo perso, magari quando vai a dormire, perché è stata molto molto interessante. Spammiamo Chiacchiello out, ti fiamo fuori lo stadio. Allora, vale la per la Supercoppa c'erano 200 ultras fuori allo stadio del Sassuolo ad aspettare l'arrivo del pullman. Vedi? Bravissimo Fabio. E ricordo che c'era, me lo hanno detto anche un tifoso insomma, con cui sono entrato in contatto grazie all'ottima Falco, di cui non c'è bisogno di fare il nome, ma lui sa chi è, e mi dà notizie interne al riguardo, e io mi informo, perché ragazzi, quando vi dico le cose, io non voglio, quando è un'intuizione mia, io ve lo dico, è un'intuizione mia, prendetela con il granello di sale, come si suol dire, il famoso granello con l'acino di pepe, eccetera eccetera. Se invece sono delle cose che so, perché ho contatti con giornalisti come Guido, qualche cosa di sicuro che vi dico ragazzi è così, io vi dico ragazzi è così, e poi mi prendo le responsabilità ovviamente delle fonti, ovviamente. Daniele Calabrese, stavo studiando, mi sono perso troppo. Daniele, sì, stavolta sì, ma ti prometto che se te la riguardi non fai male, e puoi anche commentare dopo, e lo sai. Mercoledì in 300 a tifare Napoli, 300 come i like che siamo arrivati, riusciamo ad arrivare a 350 like, così arrivano più tifosi fuori allo stadio, potrebbe anche essere un'idea. 350 like per tenere questa squadra fragile mentalmente su moralmente. Valerio, all'universo devi chiedere solo una Z alla volta o puoi chiedere più cose contemporaneamente? Chris, puoi chiedere più cose contemporaneamente, però se ti concentri su una cosa è più facile che l'universo si muove più in fretta, perché devi essere 24 ore al giorno concentrato su quella cosa lì. Se invece chiedi una cosa più in generale, magari ci vuole un po' più di tempo, ma comunque avviene. Sii specifico, questa è la mia domanda, il mio consiglio, sii specifico. Vuoi quella cosa là, la vuoi con in tempi specifici, particolari, sii specifico con l'universo, perché l'universo ti ascolta, e il segreto è questo, Beppi, il segreto è assolutamente questo, chiedere all'universo delle cose specifiche che poi vedrete che ve le darà. Bella live stasera, veramente notevole, grazie Gigi Bianco Chef. Poi magari 300 che pagano 400 euro di multa per coprifuoco violato. Vabbè Nico, ma non lo so la situazione com'è in Italia, nelle varie città, se dipende dalle regioni, veramente questo non lo so. Il nostro, quello di Pino, era un appello in generale per far sentire la vicinanza. Si può far sentire la vicinanza a questa squadra anche sui social, anche con un hashtag, perché sui social smanettano quelli là che devono sparare a zero, e si può smanettare anche spammando cose positive, e vedrete che poi i giocatori gli arriva. Arriviamo a 350, manca pochissimo. Il Covid si fotta, bobotta cianfotta. Mi piace tantissimo, Pasquale, mi piace tantissimo. Ci sono tre cose che si sposano benissimo l'una con l'altra.
Siamo in zona gialla, si può stare fuori allo stadio, vedi, sempre con le mascherine del 1900, del Caffè Napoli 1926, sempre magari con quella mascherina là ci potete mettere anche un filtro, perché queste qua di tessuto lasciano il tempo che trovano, ma ci può mettere il filtro ed è più sicura. Mascherine, distanziamento, si può alluccare, si può far sentire la vicinanza a questa squadra, perché ragazzi, noi adesso stiamo tra di noi, siamo belli tranquilli, abbiamo fatto la live di qualità, abbiamo analizzato tutte le cose, eccetera, eccetera, ma tutto quanto di bello fatto, un Napoli perde con l'Atalanta, si ricomincia da capo. E quelli che invece, perché adesso quelli là del Gattuso out non è che stanno qua, magari lurcano, ma non parlano, perché noi abbiamo riportato il piano, hai capito? Tutto il discorso su un piano più di tranquillità. Prendi il basso, Edward ti guarda. Falchetto, ho visto la innovazione prima ancora che la vedesse Mertens. Pensa un po', la bellezza, prendi il basso, Edward ti guarda, lo so, però io non l'ho studiata quella canzone là, quindi se prendo il basso vado di necessità virtù. Zona gialla per tutti, mascherine del Caffè Napoli 1926, spottino, no, Judge Mise, Fabio, se lo metto di nuovo se ne va la gente, però qualche minuto col basso me lo voglio fare. A quanto siamo arrivati? Chi può contattare degli Ultras per organizzare un tifo fuori dallo stadio prima delle partite? Evelyn, io un messaggio lo posso mandare, sinceramente, e lo farò, perché il messaggio ci piace. Magari, che ne sai, Fragile mentalmente non diventa virale perché ancora la devo far girare nei canali importanti. A proposito, ragazzi, vi voglio ricordare una cosa, il banner dove sta qua. Puoi ascoltare Fragile mentalmente su Apple Music, su Spotify, su Amazon Music, eccetera, perché la canzone è oramai uscita, quindi la dovete mettere nelle vostre playlist. Non lo so se volete scaricare, perché su Apple la si può comprare, ma su Spotify si può ascoltare gratis tranquillamente, quindi vi invito a farla girare. Poi la farò girare anche su WhatsApp, perché la comincerò a mandare. Chi se ne frega, avete i link. Pensate, se voi fate una storia su Instagram, no? Le sapete che le storie su Instagram voi potete mettere la canzone di sottofondo? Si può mettere, bellissimo. Quindi io adesso, appena finisco questa live, devo subito andare ad aggiustare tutti i profili Spotify, eccetera, eccetera, e aggiungere le lyrics, il testo, perché non è facile, lo devo risbobinare. Ma se voi andate su Instagram a farvi una storia, potete mettere come sottofondo Fragili mentalmente, cercate la cosa, la canzone, ed esco io con la cosa, con tutto truccato, eccetera. È così. Allora, io potrei farlo anche, Valerio, ma non c'è bisogno di Ultra, sono molto attivi, fidatevi di me, e noi ci fidiamo di te assolutamente. Distanziamento, supermercato, meno stressante direi se indossi la mascherina di Caffè Napoli 1926. Fabio, ti rendi conto cosa hai creato? Dico Fabio per poi rivolgermi a Giovanni, tra l'altro Giovanni Lollino, perché oramai ti ho rinominato Lollino. Nella playlist del cuore azzurro una live interessante mentalmente. Per favore impari un giorno all'improvviso, amico mio. Io lo sai che lo feci, mi pare, un video, però non so, forse sul canale musicale, su youtube.com/Valerio Fluido, se non sbaglio, feci una versione col basso di un giorno all'improvviso, un pochino diversa, un po' più riarrangiata, perché poi la canzone di Righeira, no? La famosa canzone quella là, il copyright mi blocca immediatamente, la riarrangiai e si poteva fare. Ciao, cosa ne pensi di tutto ciò che sta succedendo? Juan Propriatorio, Francesco, cosa ne penso di tutto ciò che ne sta succedendo? Un recap. Calciomercato, solo uscite, male proprio, perché abbiamo il tour de force, Atalanta, Genova, tutte queste partite uno dietro all'altra per solo il mese di febbraio, e c'è un ambiente dove Gattuso contro ADL e giornalisti, puoi ascoltare Fragili mentalmente. Questo è il recap. Il solo uscite mi fa rimanere male, perché vuol dire che
dobbiamo affrontare con gli uomini contati questo tour de force. Se si sbagliano un paio di partite l'ambiente comunque si riverserà contro e ognuno porterà acqua al suo mulino. Gattuso non sta bene più nel nostro ambiente in città, cioè non tira una buona aria, lui sta bene solamente a Castelvolturno, significa che lui vuole lavorare, ma lo ha detto testuali parole: non si può lavorare così. Se io so che perdo 2 partite e praticamente di nuovo parte gli schiaffi che prende ogni giorno, è una situazione veramente incresciosa al cospetto di risultati che sinceramente il cavalluccio, scusate, ma che è successo? Siete straordinari. Siete straordinari. Sì, abbiamo affrontato anche il discorso della voce su Sarri. Io ho detto che purtroppo quando parla Pedullà mi risulta difficile dire che sia una fake news. Vorrei dirvelo, ma non riesco. Non avendo notizie sicure che sia una fake news, io dico: come è stato contattato Benitez, così probabilmente è stato contattato Sarri, perché ADL alza il telefono e chiama e chiede pareri, come evidentemente avrà fatto anche con Gattuso quando si era deciso che Ancelotti non avrebbe potuto continuare. La differenza è che con Ancelotti stavamo con 14 punti in meno rispetto a quest'anno o una cosa del genere, 13, 12, 10 massimo, e stavamo dall'altra parte della classifica, ok? Con un Ancelotti che aveva già fatto un anno intero con questa squadra e con questo gruppo. Con Gattuso stiamo lì che ce la giochiamo ancora per la Champions, siamo andati avanti in Europa League, dobbiamo fare la Coppa Italia, stiamo lottando per la Champions League, e questo è metà primo anno reale di Gattuso, perché l'anno scorso è subentrato. È per questo che Gattuso va in preva. Io lo capisco, il premunirsi e dire lo voglio esonerare, devo già avere l'allenatore pronto, lo capisco, ma Gattuso va in preva perché dice: Movorò canza, Movorò tempo si sta squadra, riesco a fare a meno anche di Osimhen e di Mertens e comunque non mi stai accattando niente nel mercato, e vediamo se riusciamo ad andare avanti. Se poi io non mi dimetto, se poi mi vuoi esonerare, esonerami. Qual è il problema? Perché Gattuso sicuramente non si mette a chiagnere, perché le offerte le ha avute da altre squadre e lui non si è seduto a parlarne. Questo è quanto. Signora Il Canzo, prendo un attimo il basso, ragazzi, arrivo subito, datemi un secondino. Com'è un secondino? Aspetta un attimo, arrivo subito. Perché mi sono reso conto che, avendo suonato poi ieri, il basso stava da tutt'altra parte, quindi sono sceso nella neve, sono andato nel garage, se ne è chiuso, lo so, funziona anche così alle volte, ma vediamo un pochino. Signore il Canzo, abbiamo già detto, e vediamo se tutto funziona, perché lo sapete come funziona, ragazzi, alle volte sì e alle volte no. La brocca, signori, la brocca, se mi parte la brocca, il famoso discorso della brocca. Ok.
Ok, ragazzi, voi non avete idea del vento che sta buttando, che sta entrando negli infissi. Mi sento veramente, penso che vado in difficoltà stanotte. Signora, i peli stirati, signora Fabian. Comunque, Angela, comunque quegli stronzi telecronisti ti favano per il Parma. Ah, amica mia, purtroppo io, o meglio, per fortuna, io non ascolto più i telecronisti italiani, non c'è più bisogno delle cuffiette. Non ascolto più i telecronisti italiani perché li ascolto in inglese, sono molto più onesti intellettualmente. Gli spifferi, ecco qua. Un poco louder? Un pochino louder? Posso farlo un po' louder, sì. Fammi capire. Va bene? Giovanni, che bello, lo so, io invece devo ringraziare voi che, nonostante si parli di calcio, e questo è il canale dedicato al calcio, mi date la possibilità, perché mi fate sentire apprezzato anche quando posso prendere il basso e farvi due giretti così, e mi fate venire voglia anche di suonare quando in realtà non ci sono poi date effettive, perché io, essendo questo il mio lavoro, e la passione resta la passione innegabile, però io devo prendere il basso perché devo imparare una canzone che poi devo andare a lavorare. È diventato più complicato per me suonare per passione, mettermi sulla poltrona lì e fare, capito, le melodie, eccetera eccetera, e diventa complicato. Però voi mi avete ispirato e mi è uscita, grazie a voi mi è uscita, altrimenti non sarebbe uscita mai. Quindi alla grande. Vale, sono diventato un tuo follower anche su Spotify, stai bello col trucco metal, grazie Losco. In effetti quella fotografia io avrei dovuto fare una grafica apposta per fragili mentalmente, ma al volo ho preso la prima fotografia che mi sono trovato davanti, e quella era la fotografia del trucco del make-up per il video dei Prime Prophecy della mia band metal, quando facevo il video. Quindi i nostri telecronisti sono fragili intellettualmente. Se è vero, Giuseppe Porzio, assolutamente sì. Allora, Valerio Basso a New York, te li ricordi i backdoor? I backdoor? Non voglio dirti stupidaggini, non so, non mi ricordo. Dammi, asciutonata vodka Gattuso contro i giornalisti, basta, ne abbiamo parlato ampiamente. Signoro Panaril o Panar, tra l'altro il Panaro era un po' quello che faceva girare Ancelotti ad un certo punto, che metteva oggi giocherà in attacco Di Lorenzo. Ma quelle sono per esempio le mie intuizioni, non lo so. Roxanne. E non canto, e non la canto, non mi permetterò mai di cantarla, assolutamente, perché lì i livelli di Sting raggiunge una cosa bellissima. E vi invito, se ascoltate Roxanne la versione studio, la cosa bella di quel pezzo, oltre a essere un pezzo straordinario, all'inizio si sente una fella, la famosa fella. Sapete cos'è la fella in musica? La fella è l'errore, e ci sta proprio una fella del pianista che entra male, si sente proprio o piana così, e ci sta pure la risata in sottofondo di qualcuno di loro, e l'hanno lasciato nel disco, si sente proprio proprio sbagliato, e loro che ridono, e stava talmente bene la purezza della musica di una volta che l'hanno lasciata nel disco, e quindi quel pezzo va ricordato anche per questa cosa qua. Ascoltatelo in cuffia e vedrete. The Doors, The Doors ok, ma i backdoor è un'altra cosa. I Doors ovviamente certo, i Doors non si scappa. Un bassista strepitosissimo, e devo informarmi, Salvatore, devo informarmi assolutamente. Io quello che non so lo studio,
No More Tears, qualcuno mi aveva chiesto, mi pare, Ogasse, è proprio Ogasse, e teneva... questo è da suonare col plettro magico che vedete un po' trasparente, perché è proprio così, però in realtà era in re. E poi ci stanno delle tastiere tamarrissime, uno dei pezzi miei preferiti con un Zakk Wylde che era veramente wild, faceva gridare con la chitarra, straordinario. Fammi a volo Metropolis parte 2. Sì, ma tutta, te la faccio assolutamente tutta. Mamma mia. Che disco e che gruppo inarrivabile. Lioner, Vale, comunque sono contento del 5-4-1-3-4-3, magari in futuro lo si potrà riproporre con una variante più offensiva. Lioner, ne abbiamo parlato oggi e sicuramente io ho l'impressione che si è fatto perché c'era nell'area la siringhetta del Parma, quindi secondo me, però non è da escludere che a Gattuso sia piaciuto e si può intravedere una possibilità in più. È bene avere una possibilità in più. Lui ha sempre prediletto la difesa a 4, però le linee schiacciate non gli piacciono, quindi 3-4-3, 5-4-1 può essere una soluzione diversa. Bisogna fare di necessità virtù, ragazzi. Abbiamo una panchina un po' corta in questo momento. Quindi quando tu in panchina hai un Maksimovic inutilizzato, alle volte è meglio mettere un Maksimovic che non mettere un Bobo. Non lo so, dobbiamo anche vedere. 6 like, tenete 6 like a volo, ragazzi, ve li chiedo, se ce li avete ve li chiedo perché mancano 5 minuti. Dave 504 vede il plettro, first reaction shock. Lui non ammette, però lui in realtà fa parte del personaggio, perché lui lo slap e va bene, lo slap lo sapevo, lo slap è fragile mentalmente, però il plettro non è da sottovalutare, non è da considerare, non è da considerare un'eresia. Il plettro ti dà delle sonorità diverse e tutto è giusto quando alla fine il fine ultimo è la musica, no? Cioè, questa canzone di Vasco, se non la fai col plettro, non viene bene. Per quanto, hai capito, uno la può fare. Si può fare, però sa da fare col plettro. Bisogna anche rispettare i compositori. Se quel bassista l'ha scritta col plettro, vai col plettro. Fafrida a New York, 350 like. Ragazzi, siete stati straordinari anche stasera. Io voglio ringraziare i miei moderatori. Sapete perché? Perché io sono un cretino e gli avevo detto live alle 10:30 quando non ho calcolato bene il fuso orario, perché sono uno scemo, e siamo andati in realtà live alle 8:45 come se fosse una partita di pallone. Quindi un ringraziamento a loro che comunque si sono fiondati in questa live che praticamente è risultata anticipata, ma solo perché sono scemi io, e che quindi ringrazio loro per essere sempre presenti a prescindere, anche quando faccio queste stronzate, che purtroppo non c'è niente da fare. Sera Vale, ti faccio una domanda che domani vado a scuola presto. Secondo te Gattuso resterà? Se se ne va è finita, i giocatori sono troppo legati a Gattuso, se va via ci sarà una rivoluzione secondo te? TD, allora io credo che lui non voglia andarsene a stagione in corso, vuole completare e vedere dove può arrivare. Credo che la frattura sia insanabile, nel senso non ci sarà il rinnovo. Non credo che lui, anche se De Laurentiis decide guarda non ho telefonato a nessuno, comunque qua sta il contratto, togliamo tutte le clausole, resta tu per altri 10 anni, Gattuso non credo resterà.
Quindi speriamo di arrivare con risultati positivi, di arrivare fino alla fine della stagione, e poi se deve essere rivoluzione, che sia rivoluzione, ragazzi. Via qualche pezzo pregiato, via un Koulibaly, via un Insigne, che sia, quello che sia, si deve ricominciare con un allenatore, sarebbe ideale con un po' di esperienza ma in rampa di lancio, non so farvi il nome, però il concetto è un profilo alla Sarri che non sia Sarri. Però un profilo alla Sarri che non sia Sarri è possibile? Esiste? Non lo so, chiederò ai miei amici giornalisti e mi farò dire meglio da loro, perché io non ve lo so dire. Altrimenti vi dico la verità, dove sta? Non ci sta, sta qua, ve lo faccio vedere. Chiamiamo lui e ci divertiamo. Però la premessa è importante. Esiste la sconfitta che serve e la vittoria che non serve a nulla. Quindi se vogliamo chiamare Bielsa, se vogliamo fare il bel gioco, le follie, chiamiamo 20 giocatori, 20 ragazzini, li facciamo scegliere a lui, gli dai i soldi che gli devi dare, gli fai fare quello che lui vuole fare. Per questo certe cose a Napoli non si possono fare, perché immaginate Bielsa che arriva per e Muzzarella a Castelvolturno, De Laurentiis a gestione familiare, e poi se ne va il giorno dopo, capite? Se ne va il giorno dopo, accetta e se ne va il giorno dopo, perché già l'ha fatto con la Lazio. Quindi la sapete la scala napoletana? Cioè Napoli è talmente importante, io vi voglio far capire una cosa, Napoli è talmente importante che ha una scala, esiste la scala maggiore, la scala minore, che sono, capito, la scala allegra e la scala triste, e poi c'è la scala napoletana. E c'è proprio tutta la napoletanità, non so come spiegartelo, ma questa quarta aumentata suona Napoli. Come faccio a spiegare la Napoli milionaria, l'oro di Napoli? Come faccio a spiegarvi delle cose? Lo sapete già, c'è chi lo sa già, e vi voglio un sacco di bene. Scala araba morifica, vedi che bello. Bielsa ne ha date 3 all'Ester, perché poi Bielsa, capito, quando ingarrano la partita i giovanotti, si diverte. Grazie a te Angela, grazie a te. E un po' caffrone e limone, ed è importante anche quello. Toledo me la studio, Benedetto, prometto di studiarmela e me la studio, più roba di Pino Danile, senza proprio problemi. Ringraziano i moderatori. Ragazzi, siamo arrivati a 3 ore. Io, prima di salutarvi, vi ricordo che... Amici Fellini, siamo nella tempesta di neve. Ricevo la linea, ma se non mi sbaglio, avete dimenticato di lasciare il like. Io non... È neve, ma è neve proprio pesante. E quasi si cade, si affonda. Se voi non lasciate il like, io praticamente affondo. Dai, un like per il quieto vivere, non dico altro. Perché io volevo fare le cose per bene, l'ho spoilerata, ma non fa niente. Vi voglio un sacco di bene. Mi faccio un'idea per il video per domani, perché domani mattina, che è proprio martedì, dovete avere un video mattutino e poi un approfondimento diverso. Andatevi a sentire Fragili Mentalmente, perché secondo me, se non siete iscritti al canale, amore, siete completamente pazzi. Vi voglio un sacco di bene, fate le cose vostre, fate i bravi, state safe, e ultimi like per l'inviato speciale innevato e inventato. Incredibile, devo andarmi a comprare lo StreamYard illimitato. Non vedrete più la paperella, ragazzi, bisogna assolutamente investire. L'unico modo per andare avanti, per crescere, è investire. La società del Napoli deve investire in strutture per poter crescere. Io devo fare lo stesso, non posso predicare male e razionale al contrario, era al contrario. Non era proprio così che andava.